Allora, buonasera a tutti. Iniziamo questo consiglio comunale, prego i consiglieri di prendere posto, del 21 luglio, con un po' di ritardo, ma sicuramente recupereremo. Do subito la parola al segretario per l'appello. Buonasera. Botteon Adriano. Canelos Graziano. Costa Giuseppe. Darè Gianantonio. Darsie Caterina. De Bastiani Alessandro. Non l'ho ancora visto. Arriva in ritardo. Ah, bene. Comunicato che arriva in ritardo. De Valier Fabio. Dus Marco. Fasan Bruno. Fiorin Fiorenza. Maset Giuseppe. È assente giustificato. Mandato la comunicazione. Posocco Gianluca, Sant'Antonio Paolo, Saracino Matteo, Sonego Elisa, Tocchet Silvano, Presente. Tonon Roberto. Presente. Ok. Prima di passare alla nomina degli scrutatori, ricordo ancora ai consiglieri i famosi 10-15 centimetri di distanza dal microfono che tecnicamente danno risultati di registrazione migliori. Grazie. Gli scrutatori, allora, Caterina Darsie, Posocco Gianluca e Marco Dus, quindi 3 scrutatori. Quindici presenti. Allora, 15 presenti e per ora 2 assenti, consigliere Masette e consigliere De Bastiani. Sono pervenute, allora diamo corso all'ordine del giorno con le modifiche che poi abbiamo stabilito in conferenza di capigruppo e precisamente, anche se non è stato ancora cambiato il regolamento comunale, ma visto che nel scorso Consiglio Comunale le interpellanze sono state, saranno poste, l'indirizzo del Consiglio Comunale si esprimeva ponendo le interpellanze all'inizio del Consiglio Comunale, abbiamo ritenuto di farlo e la conferenza di capigruppo ha disponibilità in tal senso. Sono pervenute 2 domande di attualità e precisamente il 16 luglio e il 17 luglio. La prima, entrambe a firma del consigliere Saracino. Al quale do la parola. Prego. Buonasera. La prima domanda di attualità è il funzionamento delle commissioni consigliari. Come riportato dall'articolo Traforo, la giunta appunto all'ospedale, pubblicato su Oggi Treviso il 15 luglio 2015, la quarta commissione consigliare, denominata Territorio, ha per la prima volta concesso a tutti i cittadini di assistere alla seduta svoltasi il 14 luglio 2015. Partecipare Vittorio apprezza la decisione presa dal Presidente della quarta commissione e si auspica che i Presidenti delle altre commissioni possano prendere ad esempio l'operato di tale commissione. Inoltre, nella stessa seduta, il Presidente ha dichiarato come la convocazione delle commissioni avrà cadenze mensili regolari, riunendosi ogni primo martedì del mese. Fatte queste premesse, si chiede al Sindaco: 1. Se vi è la possibilità di modificare il regolamento comunale negli articoli inerenti il funzionamento delle commissioni consigliari per renderle più efficienti. A tal proposito si ricorda che nell'ultimo Consiglio Comunale ad unanimità si è votato per spostare ai primi punti dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale la discussione delle interpellanze, ma a distanza di un mese la prima Commissione Affari Istituzionali e Attività Culturali deve ancora riunirsi per modificare il regolamento. Vi sono forse stati problemi tecnici che hanno causato questa mancata riunione? Inoltre, in quanto membro della seconda commissione, sviluppo economico, attività turistica e sportiva e polizia urbana, vorrei evidenziare il fatto che da quando ho la carica di consigliere comunale, circa 6 mesi, vi sono state solo 2 convocazioni. Non vi sono forse argomenti di discussione e lavoro sulle tematiche economiche, turistiche e di sicurezza urbana? 2. Vi sia la possibilità di rendere obbligatoria l'apertura al pubblico alle riunioni delle commissioni, così come avviene in molti comuni d'Italia. Si ricorda come ciò sarebbe in linea con il programma di mandato di questa giunta comunale e in particolare con gli impegni di trasparenza assunti. Grazie. Grazie consigliere. Allora,
devo dire, le risponderò personalmente, devo dire che questa non può essere considerata una domanda di attualità, perché lei è vero che cita un articolo apparso dopo la convocazione del 14, però poi le domande che fa sono assolutamente di altro tipo e in ogni caso io credo che sia doveroso risponderle. I fatti che lei cita nelle domande non sono sopravvenuti all'ordine del giorno, e cioè l'articolo del 15. La convocazione della seduta era stata fatta il 10 luglio e il consigliere De Bastiani si era espresso sul fatto che la seduta dovesse essere pubblica. In sostanza però lei chiede se vi è la possibilità di modificare il regolamento comunale. È ovvio, vorrei rispondere. È normato dall'articolo 42 del testo unico sugli enti locali, è una delle competenze del Consiglio comunale. L'iter non è proprio così semplice, ma è una delle cose che deve fare il regolamento comunale e verrà sicuramente fatto. La prima commissione raccoglierà le proposte, le sollecitazioni, come la mozione del consigliere Sant'Antonio approvata nell'ultimo Consiglio comunale, e poi ne sono già circolate altre che sono pervenute al consigliere Dus, valuterà e proporrà agli uffici competenti, che naturalmente dovranno vedere e controllare l'aspetto formale, fare l'istruttoria e esprimere le modifiche che verranno poi approvate dal Consiglio comunale. Al secondo punto lei chiede se vi sia la possibilità di rendere obbligatoria l'apertura al pubblico alle riunioni delle commissioni. Allora, l'articolo 15, comma 2 del regolamento cita testualmente eccolo qua, dice: le riunioni delle commissioni non sono pubbliche, il regolamento comunale attuale, salvo che il loro presidente o la maggioranza dei componenti ritengano trattarsi di discussione sui temi che possono interessare la collettività, come è stato fatto l'ultima volta. Quindi un conto è dire le commissioni sono aperte al pubblico, un conto è rendere l'obbligatorietà dell'apertura al pubblico. In ogni caso io mi sentirei di dire che il regolamento di adesso cautela la Commissione a discutere ad esempio di argomenti riservati o particolarmente delicati. Quindi anche in questo caso sarà la seconda Commissione a decidere in merito. Ecco, a lei la parola, spero di essere stato esauriente in ogni caso. Ringrazio. Ok, seconda domanda di attualità. La parola al sindaco, anzi la parola sempre al consigliere Saracino. In riferimento all'articolo Piazza Meschio, oggi l'affidamento dell'incarico per le perizia sui lavori eseguiti, pubblicato dalla testata del Gazzettino il 16 luglio 2015, si apprendono alcune notizie sullo stato di avanzamento della vicenda. In particolare si legge che il consulente tecnico d'ufficio sarà incaricato di verificare l'effettivo stato d'arte dei lavori ad oggi eseguiti e che tale indagine si porterà per alcuni mesi. Si chiede al sindaco di fornire maggiori informazioni sulle intenzioni politiche della giunta comunale per risolvere tale questione, di indicare eventuali provvedimenti che si intendono attuare per limitare il disagio ai cittadini del quartiere, di rendere pubblici tutti i documenti inerenti al progetto di riqualificazione dell'area di Piazza Meschio. A tal proposito si ricorda che durante il Consiglio Comunale dell'11 giugno 2015 lei, signor Sindaco, disse: «Ho chiesto agli uffici di verificare e qualora non vi siano impedimenti per motivi di riservatezza, pubblicherò sul sito comunale tutta la corrispondenza che intercorse con Edilvi. Cittadini e portatori di interesse potranno così leggere direttamente la sostanza delle cose e non essere informati da chi usa la carta stampata in modo strumentale, ledendo dignità di persone e di istituzioni. All'oggi nulla di tutto ciò risulta essere avvenuto. E ancora dell'avviso di rendere noti tali comunicazioni o sono sopraggiunti degli impedimenti di riservatezza? Grazie. Prego, signor Sindaco. Grazie, buonasera a tutti. Con riferimento alla vicenda di Piazza Meschio, le intenzioni politiche dell'amministrazione sono ben chiare: riacquisire la piazza, occupata da troppo tempo e ora anche senza alcun titolo dalla ditta Edilvi. Richiamo la delibera della Giunta Comunale numero 71 del 16 aprile di quest'anno, già citata più volte in Consiglio Comunale.
Su iniziativa della compagnia assicuratrice Zurich è stato promosso un accertamento tecnico preventivo presso il Tribunale di Treviso, anche questo fatto già noto. All'udienza del 7 luglio, l'ingegner Giovanni Negro, consulente tecnico d'ufficio del giudice, ha prestato giuramento e il giudice ha formulato i quesiti su cui dovrà pronunciarsi il CTU. Le operazioni peritali sono iniziate venerdì 10 luglio. È evidente che nel corso di tali operazioni, volte ad accertare lo stato dei luoghi, operazioni che dovrebbero chiudersi entro il mese di novembre, nessuna iniziativa può essere intrapresa dall'amministrazione. Dallo scorso 11 giugno nessuna corrispondenza è intercorsa con Edilvi. Per quanto riguarda il pregresso, gli uffici stanno verificando la corrispondenza intercorsa. Ora la questione è in mano al giudice e al perito dallo stesso nominato. Se ne potrà quindi parlare una volta concluse le operazioni peritali. Grazie. Consigliere? Grazie. Ok. A questo punto, punto numero 7 all'ordine del giorno. Sì, ho già comunicato. Sì, ho già comunicato. In base a quanto ho riferito prima, abbiamo deciso di spostare in conferenza di capigruppo le interpellanze ad inizio della seduta e ci siamo dati un tempo di 30 minuti, una delle cose che dovrà stabilire la famosa modifica al regolamento. Quindi la parola al consigliere Posocco per l'illustrazione della interrogazione con richiesta di risposta orale. Prego. Un attimo, eccolo qua. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Allora, la mia interrogazione con richiesta di risposta orale ha come oggetto lo sviluppo di progetti per l'orientamento dei giovani al lavoro sull'esempio di azienda aperta. Allora, per avvicinare i giovani al tessuto produttivo del territorio, con gli obiettivi di facilitare una maggiore conoscenza del tessuto produttivo locale e di alcune sue particolarità, e di fornire ai giovani gli strumenti per capire quali siano le competenze apprezzate in un ambiente lavorativo e quindi spendibili dai giovani stessi per inserirsi nel mondo del lavoro, ben 11 comuni del Trevigiano, con capofila il comune di Trevignano, una cinquantina di aziende e alcune associazioni di categoria hanno sviluppato un interessantissimo progetto denominato Azienda Aperta. La lista Toni da Re Sindaco vuole interrogare questa Giunta, in particolare l'assessore alle politiche giovanili, in merito a se questa Giunta intende intraprendere contatti con i soggetti coinvolti nel programma Azienda Aperta con l'ottica di inserire anche il Comune di Vittorio Veneto in questo progetto di orientamento dei giovani al lavoro, aiutandoli in questo momento particolarmente difficile per l'occupazione giovanile. Grazie. Grazie. La parola all'assessore Denardi per la risposta. Buonasera. Egregio consigliere Posocco, con la presente intendo dare seguito all'interpellanza da lei presentata ed avente ad oggetto sviluppo, progetti e orientamento del lavoro sull'esempio di azienda aperta. Innanzitutto desidero precisare che il progetto è sostenuto e promosso, come ben visibile nel sito internet del progetto, da una rete di comuni che appartengono all'intesa programmatica d'area del Montello, Piave, Sile e area Montebellunese, grazie al coinvolgimento di aziende e partner dello stesso territorio. L'obiettivo del progetto è creare occasioni di orientamento per i giovani venendo a contatto con aziende ed imprese che possono offrire opportunità lavorative. È quindi un progetto di un'IPA diversa rispetto a quella a cui fa riferimento e appartiene al nostro comune e indirizzata ai comuni che fanno riferimento proprio a quell'IPA. Comunque, come assessore alle politiche giovanili, è per me importante ricordare a lei e ai componenti del Consiglio Comunale che uno degli obiettivi delle nostre azioni è da sempre quello di intercettare i bisogni, le istanze e le aspirazioni dei giovani in tema di occupazione e in questi anni di crisi il tema è stato ed è tuttora ampiamente affrontato. Elenco di seguito solo le principali e più recenti iniziative che ci vedono protagonisti con i giovani di progetti legati al tema del lavoro. Progetto Giovani Imprenditori di se stessi 2012-2013, Talent Campus 2013, International Talent Campus del 2014, 3 progetti regionali bando Giovani Cittadinanza Attiva e Volontariato 2013, 14 e 15. Progetto Tra immagine e immaginario la città cantiere si racconta, in risposta al bando regionale Fotogrammi Veneti i giovani raccontano, inviato alla Regione il 14 luglio, quindi meno di 10 giorni fa.
Informa giovani, attività di orientamento e consulenza all'avvio di esperienze lavorative e di volontariato all'estero a partire dai 13 anni. Attività dell'antenna Eurodesk per la ricerca lavorativa all'estero e per l'orientamento rispetto alle possibilità di studio al di fuori dell'Italia, per aumentare le proprie competenze ai fini della ricerca lavorativa. Informa giovani, incontri di orientamento per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado vittoriesi, anche col coinvolgimento di imprenditori locali, partner di vari progetti di volta in volta in essere. Informa giovani, laboratori periodici sulla costruzione del curriculum vitae e sull'orientamento alla ricerca lavorativa. Informa giovani, consulenza individuale per la ricerca lavorativa attraverso la modalità del bilancio di competenze e la conseguente stesura di un curriculum vitae. Informa giovani, incrocio domande e offerta di lavoro anche attraverso la bacheca virtuale. Percorsi di cittadinanza attiva per gli studenti delle scuole superiori di secondo grado per affrontare anche tematiche inerenti l'occupazione e gli sbocchi professionali. Sportello Donna e Informa Giovani, cicli di incontri rivolti alle donne alla ricerca di occupazione. Alla luce di quanto sopra esposto, ritengo che il nostro Comune si stia adoperando da anni attraverso l'11ª unità operativa sociale e condizione giovanile e gli sportelli a essa collegati in modo proficuo a sostegno dei giovani rispetto al mondo del lavoro. Tuttavia, nell'ambito dello spirito di collaborazione che contraddistingue questa amministrazione, le anticipo che segnalerò al Presidente dell'IPA Terre di Alta Marca, quella a cui appartiene il nostro Comune, l'iniziativa in parola, affinché all'esito di una valutazione della positività dei risultati della stessa, si tratta infatti di un progetto, quello a cui faceva riferimento, che è solo alla fase iniziale, vagli la possibilità di intraprendere un analogo percorso anche per l'IPA Terre di Alta Marca. La ringrazio Assessore. Io sono a conoscenza di queste vostre iniziative. Questo progetto però è un qualcosa di diverso. Non è vero che è a fase iniziale, cioè se per fase iniziale mi intende il 2013 che è iniziato come capofila nel Comune di Trevignano. Questo progetto ha un triplice scopo. Oltre che a creare occasioni di orientamento per i giovani, le aziende riescono anche a trovare con questo progetto intanto dai 16 ai 35 anni, quindi non è solo per i giovanissimi, ma ha tre scopi, quindi orientamento dei giovani, le aziende incontrano i giovani motivati, intraprendenti e le amministrazioni intercettano, importante, intercettano i bisogni dei ragazzi del territorio, che è una cosa che questi progetti non fanno. Ricordo che il vostro intervento finale è per la soddisfazione o insoddisfazione alla risposta. Presidente, anche negli altri anni i colleghi facevano cerchiamo di ridurre molto. Quindi non sono soddisfatto della risposta, Assessore, mi perdoni, grazie. Va bene. Punto numero 8, interpellanza del consigliere Saracino, gruppo Partecipare Vittorio, sull'asilo di San Giacomo. La parola al consigliere Saracino. Prego. Grazie. In relazione all'articolo apparso sul Gazzettino del 3 luglio 2015, in cui si evidenzia che il futuro dell'asilo di San Giacomo di Veglia è appeso a un filo, e leggendo le dichiarazioni dell'assessore Uliana, secondo cui stiamo facendo il possibile, ma pare che la Regione concederà in tutto il Veneto solo 4 sezioni, ad oggi non abbiamo risposte, il punto è che il problema c'è ed è pesante. Cresce il timore di perdere anche questo servizio in una zona già penalizzata come San Giacomo, per le famiglie che ci vivono e per coloro che lavorano in zona industriale. Per quanto si evince da queste dichiarazioni, e nel caso in cui la statalizzazione dell'ente in oggetto non dovesse avvenire, ci si ritroverebbe con 37 bambini privati di un servizio fondamentale. Quindi io chiedo se il Comune si stia attivando in caso di non statalizzazione per un possibile inserimento dei bambini in asili limitrofi, se sia possibile da parte dell'amministrazione destinare una somma maggiore dell'attuale al fine di garantire all'avvio dell'anno scolastico 2015-2016, come avveniva negli anni passati, e se tra i 37 bambini prescritti siano presenti dei portatori di disabilità e nel caso di adoperarsi per garantire il loro inserimento in altre strutture comunali. Grazie. Assessore Uliana, a lei la parola. Allora, in risposta alla interpellanza del Un po' più vicino. In risposta all'interpellanza del consigliere capogruppo di Partecipare Vittorio Matteo Saracino,
Io rispondo e comunico quanto segue. Il Comune di Vittorio Veneto ha inoltrato in data 19 maggio 2015 tramite PEC alla dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Primo da Ponte e all'ufficio scolastico regionale del Veneto la documentazione inerente alla richiesta di attivazione per l'anno scolastico 15-16 di ulteriori 2 sezioni statali di scuola dell'infanzia presso il plesso di San Giacomo di Veglia a completamento della procedura di statalizzazione avviata lo scorso anno scolastico. In data 22 maggio 2015, tramite PEC, è stata inoltrata alla dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto e all'assessorato istruzione, direzione istruzione della Regione Veneto, copia della succitata documentazione corredata dalla nota del dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Primo sulla difficile e complessa situazione che si verrebbe a creare nel caso in cui la richiesta non venisse accolta. Il Comune è assolutamente consapevole che la mancata autorizzazione delle sezioni aggiuntive richieste creerà dei disagi alle famiglie che rimarranno escluse da un servizio ritenuto fondamentale sia sotto il profilo sociale che educativo. Per questo l'assessorato e l'ufficio politiche scolastiche sono stati e sono in continuo contatto con i rispettivi uffici scolastici per sollecitare e sostenere la richiesta per i seguenti motivi. I bambini attualmente in attesa di frequentare la scuola dell'infanzia dal prossimo anno scolastico a San Giacomo sono 25, compreso un portatore di handicap, che formerebbero una sezione, oltre ad altri 11, sempre iscritti a San Giacomo, più 9 provenienti da liste d'attesa di altre scuole dell'infanzia all'interno dello stesso istituto, che potrebbero costituire un'eventuale seconda sezione. L'assicurata disponibilità dei locali scolastici, aule e giardino sono idonei ad ospitare, sotto l'aspetto strutturale e igienico-sanitario, fino a 4 sezioni. Garantire agli iscritti il completamento del corso didattico dal primo al terzo anno nella consapevolezza che il quartiere di San Giacomo è particolarmente popoloso, situato in una zona di sviluppo urbanistico a sud del comune e collocato ad una certa distanza da altre scuole statali esistenti nel territorio. In caso di negata assegnazione di una sezione statale, i bambini in lista d'attesa non potrebbero trovare posto in altre scuole di infanzia statali poiché sono tutte al completo. Questo aspetto è stato ripetutamente evidenziato e ribadito anche dalla sottoscritta con telefonate settimanali, se non quotidiane, ai 2 uffici scolastici competenti. Al momento non è possibile pensare, per questa amministrazione comunale, di inserire a bilancio maggiori risorse di quelle previste nel 2015. Viene comunque garantito all'ente Asili Infantili Manzoni il contributo ordinario per la gestione dell'attività didattica dell'unica sezione, che è quella dei grandi, rimasta a carico dell'ente per l'anno scolastico 15-16. Infatti, con nota del 13/5/2015, protocollo 150, l'ente ha ribadito che cesserà la gestione della scuola paritaria dal successivo anno scolastico 2016-2017. Premesso tutto ciò, questa amministrazione comunale si sta attivando affinché venga concessa l'autorizzazione di almeno una delle 2 sezioni aggiuntive richieste, idonee ad accogliere i bambini in lista d'attesa, compreso il bambino con disabilità. Ma devo dirvi molto sinceramente che la situazione è fortemente a rischio, in quanto le ultime telefonate intercorse tra la sottoscritta e la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, dottoressa Marcomini, portano a pensare che la possibilità per Vittorio Veneto di avere la statalizzazione di un'altra classe non sia possibile.
E questo anche nonostante l'ufficio scolastico regionale, sempre anche su nostra sollecitazione, ma non solo nostra, anche di molti altri comuni del Veneto, abbia fatto presente e fatto inoltrare al MIUR la richiesta di incremento di organico al fine di soddisfare le numerose esigenze già segnalate. Nel nostro caso il problema poi è un problema anche di gestione, di doppia gestione della scuola, perché c'è appunto una parte ancora all'IPAB e una parte statalizzata. A tutt'oggi la risposta che noi abbiamo, ma sottolineo è una risposta puramente verbale e telefonica, è negativa perché i tagli derivano direttamente dal Ministero, dallo Stato centrale. Non abbiamo ancora una risposta scritta e quindi nel momento in cui ci troveremo di fronte alla risposta scritta vedremo di prendere in mano la situazione, sulla quale peraltro stiamo già da tempo ragionando per trovare tutte le possibili soluzioni del caso. Grazie. Grazie Assessore Uliana. Consigliere, a lei la parola. Ringrazio l'assessore Uliana per l'impegno profuso e io sono soddisfatto di questa risposta. Grazie. Le lascio ancora la parola per illustrare il punto numero 9, l'interpellanza sulla situazione dei richiedenti asilo e rifugiati. Prego. Grazie. Il comunicato stampa della Rete di Cittadinanza Solidale del 6 luglio 2015 evidenzia una serie di problematiche relative alla condizione di rifugiati e richiedenti asilo. A questo seguono delle dichiarazioni degli stessi riguardo al mancato ottenimento di documenti di identità rilasciabili ai richiedenti asilo dal nostro Comune e di problematiche inerenti coloro i quali, ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo, vengono estromessi dalla struttura di accoglienza ancor prima di ottenere i documenti definitivi, che permetterebbero loro di muoversi liberamente sul territorio nazionale oppure oltre confine. Per quanto riguarda la prima situazione, in queste settimane si è sollevata una questione nella mancanza di dichiarazione di residenza dei richiedenti asilo come motivo di diniego di rilascio dei documenti di identità. Leggendo le linee guida del diritto alla residenza dei richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e ricordando che ai sensi dell'articolo 6,7 del testo unico immigrazione, la permanenza superiore a 3 mesi in un centro di accoglienza costituisce dimora abituale e pertanto legittima la richiesta di iscrizione anagrafica, il che peraltro non impedisce di ottenere l'iscrizione anagrafica anche prima di tale periodo. Facciamo presente che fogli di presenza inviati al comando di polizia locale ogni mattina da parte dei responsabili della cooperativa Integra costituiscono prova documentale della permanenza nella struttura ospitante e quindi, in base all'articolo 2, legge 1228 del 1954, non si tratta del mero domicilio, inteso come sede principale dei propri affari, previsto dall'articolo 43,1 Codice Civile, ma di un domicilio accertabile dagli uffici comunali, cioè un'effettiva presenza sul territorio comunale, anche se ciò non necessariamente esige l'indicazione di un preciso indirizzo in cui rintracciare la persona ed anzi l'ufficiale di anagrafe non deve procedere agli accertamenti relativi all'abitualità del domicilio perché esso è sostanzialmente oggetto di una libera elezione da parte della persona senza fissa dimora. Ministro dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile, circolare numero 1 del 1997. In questo quadro è utile ricordare che va sempre valutata con estrema prudenza l'ipotesi del rigetto della domanda di iscrizione anagrafica, essendo produttiva di danni risarcibili. Cassazione, sezione terza, 6 agosto del 2004, numero 15-199, Consiglio di Stato, sezione prima, parere numero 4849 del 2012. Per quanto riguarda la seconda questione, Partecipare Vittorio trova alquanto singolare il fatto che nella nostra provincia, nel momento in cui un richiedente asilo ottiene il riconoscimento, venga estromesso dalla struttura di accoglienza ancor prima di ricevere documenti che gli permetterebbero di muoversi liberamente sul territorio oppure oltre confine. Alla luce di quanto affermato dal Sindaco in data 20 giugno 2015 a mezzo stampa in merito alla situazione dei 3 rifugiati, ovvero
Chi di dovere si è subito mosso trovando alloggio la Caritas in accordo con l'amministrazione ed è chiaro che il Comune non può farsi carico di tutte le persone senza residenza, sono le reti istituzionali che devono farsi carico della situazione. Lo Stato, dunque, i prefetti e la Regione. Ricordiamo che ad oggi i 3 rifugiati sono temporaneamente ospitati da Caritas per intermediazione dei volontari della rete di cittadinanza solidale che a tutt'oggi li segue, che uno di loro è gravemente infortunato e che nell'immediato si troveranno senza dimora, lasciati letteralmente in mezzo ad una strada, costituendo un possibile rischio di ordine pubblico causato da tensioni sociali alimentati sia da gruppi politici xenofobi che già si sono manifestati sul territorio, sia dal mancato senso di solidarietà dei rimanenti richiedenti asilo, che, vedendo questi rifugiati abbandonati a se stessi, potrebbero alimentare ulteriori proteste a danno non solo della comunità, ma anche di se stessi. Forti della dichiarazione del Presidente del Consiglio regionale Zaia, che ha dichiarato nel comunicato stampa numero 803 del 15 giugno 2015 che nessuno si tirerà mai indietro per soccorrere chi soffre, davvero, si chiede quali siano le azioni concrete che l'assessorato alle politiche per l'immigrazione, congiuntamente al sindaco, quale responsabile della Giunta in termini di servizi demografici, intende intraprendere per venire incontro a un diritto di ottenimento di documenti di identità da parte dei richiedenti asilo e nella risoluzione delle problematiche inerenti al riconoscimento della residenza e relativo rilascio dei documenti di identità. Quali azioni si intendono intraprendere da questa amministrazione comunale per venire incontro ai 3 rifugiati a cui è stato concesso il diritto di asilo e che di fatto fino ad ora sono stati aiutati esclusivamente da volontari della rete di cittadinanza solidale e dalla Caritas? Se questa amministrazione ha stabilito di concerto con tutti i soggetti operanti sul territorio comunale, nessuno escluso, una politica di accoglienza sul territorio che ne strutturi il futuro tenendo conto delle esigenze che si stanno prefigurando con coloro i quali hanno ottenuto diritto asilo e se sì, quali azioni concrete. Lo stato di attuazione dell'accordo per impiegare in opera di volontariato residenti e richiedenti asilo in ambito comunale dichiarato a mezzo stampa dall'assessore di reparto alcune settimane fa. Grazie. La parola al sindaco Roberto Tonò per la risposta. Grazie. Gentile consigliere Saracino, anzitutto mi consenta di esprimere la mia perplessità per la richiesta di chiarimenti in relazione all'ottenimento della dichiarazione di residenza da lei formulata all'assessore Denardi. Presumo che l'indicazione assessorato fosse un semplice lapsus calami per assessore. Si tratta infatti di una questione meramente demografica. Ci sta forse suggerendo che le richieste di nuova residenza a Vittorio Veneto vengano trattate in modo politicamente difforme se provenienti da stranieri o apolidi rispetto a quelle provenienti da soggetti in possesso della cittadinanza italiana? Come ogni questione prettamente tecnico-giuridica inerente ai registri dello Stato civile, il tema della sua richiesta non coinvolge assolutamente le politiche per l'immigrazione. Conseguentemente, le posso rispondere che ogni richiesta viene accolta se formalmente e sostanzialmente regolare. In caso contrario viene rigettata. Quanto alla possibilità offerta ai richiedenti asilo e o titolari di protezione internazionale, le segnalo, tra le altre iniziative, che il Comune di Vittorio Veneto è partner del laboratorio cooperazione nel progetto Nuove prospettive di comunità, che coinvolgerà persone richiedenti asilo, cittadini italiani e stranieri residenti in Italia da tempo, con l'avvio di percorsi formativo-professionalizzanti. È inoltre impegnato, in concerto con l'UL7 ed il tavolo immigrazione della conferenza dei sindaci, nella progettazione di nuove modalità di sostegno ai richiedenti asilo. Da ultimo, e sempre a titolo esemplificativo, segnalo che già la scorsa settimana ho convocato per venerdì prossimo un tavolo interistituzionale di confronto sul tema che coinvolgerà UL7, Prefettura, CEIS e Caritas Diocesana. Che poi la normativa sia discutibile e malfatta possiamo concordare. Che l'amministrazione comunale abbia la facoltà di modificare tale normativa è altrettanto indubbio. Mi permetta però in generale una piccola riflessione. I lunghi tempi di permanenza nelle strutture di accoglienza, ben oltre il termine di 6 mesi entro il quale è fatto divieto di svolgere alcuna attività lavorativa, oggetto di comprensibili lamentele da parte dei richiedenti asilo,
dovrebbero essere utilizzati dagli stessi per attrezzarsi alla nuova vita che, in caso di accoglimento della richiesta presentata, li attende. Tanto più che gli stessi sono destinatari di corsi di formazione che, secondo le indicazioni forniteci dal CPA, sono stati seguiti con interesse e profitto. Il giusto, doveroso e umanitario principio di accoglienza ed aiuto, in un'ottica di fratellanza universale, non può divenire in nessun caso assistenzialismo sine die e, si badi bene, ciò vale a prescindere dalla nazionalità del soggetto. Il sistema di welfare a tutti i livelli soffre una continua diminuzione di risorse, non per cattiva volontà degli amministratori. Ricordiamo che questa amministrazione nel bilancio 2015, pur a fronte di centinaia di migliaia di euro di tagli da parte dello Stato, ha aumentato di quasi 120.000 euro la dotazione dei servizi sociali rispetto al 2014, ma come conseguenza della crisi globale. Le risorse sono limitate, quindi la suddivisione deve essere equa, giusta e ben ponderata. Proprio per questo l'assessore Denardi sta impegnando i servizi sociali in un'opera di creazione di percorsi individuali con i singoli utenti che comportino, ovviamente per chi può, a fronte della distribuzione di risorse da parte dell'ente pubblico, la responsabilizzazione del sindaco e la restituzione di valore sociale, culturale o economico alla comunità, valorizzando le proprie capacità ed evitando o quantomeno riducendo al minimo la dipendenza assistenziale. Desidero infine ricordare a lei e al Consiglio Comunale che da vari mesi stiamo lavorando alla stesura di una convenzione, assente in provincia, per il coinvolgimento dei migranti gestiti dalla Cooperativa Sociale Integra di Belluno in attività di volontariato sul territorio comunale. Ciò grazie alla sensibile adesione di varie associazioni che si sono rese disponibili attraverso i loro volontari ad accogliere i giovani stranieri che vorranno impegnarsi in attività volontarie a servizio della comunità. L'approvazione della Convenzione ha richiesto un certo impegno, viste le difficoltà ad acquisire la formale adesione della Cooperativa Integra, che solo oggi è pervenuta. Le associazioni che hanno aderito alla Convenzione sono Insieme per Ceneda, Famiglie Rurali Sinistra Piave, Casa Fenzi di Conegliano, Coordinamento Provinciale Volontariamente CSV Treviso e le associazioni iCare di Treviso e AVI, Associazione Volontari Insieme di Montebelluna, aderenti al progetto Nuove Prospettive di Comunità. Grazie. Consigliere? Parzialmente soddisfatto. Bene. Passiamo al punto successivo, che in realtà è il punto numero 1. Quindi la parola al Sindaco per le comunicazioni. Grazie, ho 3 comunicazioni. Comunico, anche se è già noto, che in data 25 giugno 2015 ho ricevuto le dimissioni da assessore di Alessandro Mognol, che ringrazio per il lavoro svolto. Mi riservo ogni decisione in merito per le deleghe. Nel frattempo ho provveduto a redistribuire tali deleghe agli altri colleghi di Giunta. La seconda comunicazione riguarda la relazione di sintesi sul controllo successivo di regolarità amministrativa. È stata applicata la metodologia prevista dal regolamento consigliare approvato dal Consiglio Comunale in data 26 febbraio 2013 e è stata applicata la metodologia dei controlli interni approvata con deliberazione di Giunta del 19 dicembre 2014. Si tratta di un provvedimento che avevo esplicitamente richiesto nel primo consiglio in cui era presente l'attuale segretario generale e che il segretario ha portato a compimento per il controllo successivo della regolarità amministrativa degli atti. La terza comunicazione riguarda invece una inaugurazione che avverrà domani, è la mostra Utopos tra spazio e luce di Stefano Curto, che è stata allestita presso il nostro prestigioso Palazzo Todesco. L'inaugurazione avverrà domani, 22 luglio, alle ore 18:30.
con un intervento di Danilo Riponti, di Stefano Cecchetto e la presentazione della mostra del nostro assessore Antonella Ugliana. Ovviamente tutti sono invitati, vista la qualità delle opere che sono state esposte. Ricordo solo che questo artista è stato, dopo il nostro invito, è stato invitato anche per una mostra a Shanghai. Grazie. Passiamo al punto numero 2 dell'ordine del giorno, comunicazioni. Comunico al Consiglio Comunale che con protocollo del 17 giugno il consigliere Adriano Botteon si dimetteva da capogruppo del Partito Democratico, ruolo assunto appunto nella prima convocazione del 28 giugno 2014, e naturalmente lo ringraziamo per quello che ha fatto nell'ambito del suo ruolo, e a far data dal 21 luglio 2015 mi viene comunicato che il capogruppo del Partito Democratico è stato designato nella persona del consigliere Marco Dus, e il documento firmato è già stato protocollato come previsto dal regolamento comunale. E anche al consigliere Dus faccio i migliori auguri di buon lavoro, naturalmente. Possiamo passare quindi al punto numero 3 all'ordine del giorno. Nomina del collegio dei revisori del Comune di Vittorio Veneto e determinazione del relativo compenso. Do la parola all'assessore Giovanni Napoli per illustrare la delibera. Allora, buonasera a tutti. Mi pare che il 25 di luglio è scaduto il mandato, scadrà perché non è ancora, io sono proiettato nel futuro, scadrà il collegio dei revisori che ci ha seguito finora, e quindi è d'obbligo andare alla sostituzione. In questa nuova nomina del collegio non avviene più con elezione da parte del Consiglio Comunale, ma avviene con l'estrazione che viene fatta dalla Prefettura. Qui vengono, nel nostro caso sono stati coinvolti 9 persone, 9 professionisti, e i primi 3 vengono chiamati, diciamo così, a svolgere questo compito presso il nostro Comune. Ecco, i primi 3 che sono stati estratti sono i dottori Sichirollo Alberto, Zaniol Patrizia e Sbalchiero Luigino, che mi sembra abbiano provenienza rispettivamente dalla provincia di Rovigo, provincia di Venezia e provincia di Vicenza. E quindi, ecco, tutti e 3 hanno accettato la nomina e quindi diventano, diciamo così, revisori del Comune di Vittorio Veneto. E poi, adesso non so il discorso del compenso, se è parte della medesima delibera, sì, sì. Ecco. Sì. Abbiamo ritenuto di confermare il trattamento economico in vigore per il precedente collegio, che praticamente era di 5.000 euro per i revisori, compenso annuale, sempre compenso lordo, e con una maggiorazione del 50% per il Presidente, quindi diciamo 5.000 euro per i 2 revisori e 7.500 per il Presidente, più un contributo del 4% per le casse previdenziali. Oltre a questo compenso, i revisori hanno diritto per i loro spostamenti a un rimborso spese ed eventualmente anche al pagamento delle spese di pernottamento nel caso dovessero trattenersi per riunioni che vanno oltre una certa ora e volendo loro fermarsi a dormire in città.
Naturalmente il compenso derivante da rimborsi mi pare sia determinato nella misura massima del 50% del compenso così, per la loro prestazione. Quindi questo è il quadro generale e quindi insomma io mi fermo qui. E quindi io apro la discussione degli interventi. Consigliere Darè, a lei la parola. No, vedo i nomi, diciamo, i 3 hanno accettato, quindi non ci sono sicuramente problemi, ma volevo capire, Andreetta Lorena è forse la segretaria del PD attuale provinciale? No, perché quando eravamo in Consiglio Comunale noi, Nardin Fabrizio veniva attaccato perché era un esponente della Lega. Allora vedo che la professionalità non va confusa con la politica e spero che questa valga per tutti. Grazie. Sì, guardi, consigliere Darè, Andreetta Lorena è dottore commercialista, revisore contabile ed è stata estratta, non nominata. Vabbè. No, è la stessa cosa. La professionalità con la politica, le sto facendo questo esempio perché quando c'era Nardin era un commercialista e faceva il commercialista. Ma è stato eletto però. È la stessa cosa. No, non è la stessa cosa. No, è la stessa cosa perché se qualcuno di questi si dimette ed entra la dottoressa Andreetta è sicuramente la segretaria del partito, ma io la vedo qua non come la segretaria del partito, ma bensì come una professionista del suo lavoro. Certo. Era solo questo che volevo puntualizzare. Sono d'accordo. Grazie. Vedo che si è prenotato consigliere Costa, a lei la parola. Sì, io non volevo intervenire, ma dopo aver sentito queste osservazioni credo che dobbiamo tutti tenere presente che una cosa sono le estrazioni, atto materiale, anonimo, che vuol garantire l'assoluta estraneità, per cui poteva essere estratto qualsiasi persona, altro invece era il metodo precedente, previsto pure dalla legislazione, dove la scelta veniva fatta intuitu persone. Sul concetto di intuitu persone, cioè a scelta, e dentro questo concetto ci sta dentro il tutto e il contrario di tutto. Per garantire una maggiore trasparenza, il Parlamento ha ritenuto di scegliere il metodo più oggettivo, che è quello dell'estrazione. È come i numeri del lotto. L'estrazione della tombola, punto e a capo, quale ne sia il nome che venga fuori, se rinuncia o non rinuncia. Per cui capisco che ognuno può fare tutte le osservazioni del caso, ma non mi sarei mai aspettato un'osservazione da parte del sindaco della precedente amministrazione, il quale d'accordo con i revisori dei conti, perché non può esserci stata che un'intesa, cosa avevano fatto? Avevano fatto semplicemente dimettere il 28 giugno 2012, avevano rassegnato le dimissioni a causa degli attacchi assolutamente ingiustificati, inaccettabili, subiti sia sotto il profilo professionale che personale da parte delle minoranze. Eravamo noi 4 gatti, minoranze. Però 15 giorni dopo, in pratica subito dopo, hanno ripresentato la candidatura per il nuovo collegio e nemmeno un mese dopo, 28 giugno, 26 luglio, neanche lo hiatus di un mese, sono stati ricollocati tutti in blocco nella poltrona che avevano appena lasciato. Quindi se io per i primi pochi 3, 5, 10 giorni avevo fatto delle riflessioni su qualche intervento anche magari pesante che potevo aver fatto, poi dopo, quando ho visto che dopo 14 giorni hanno ripresentato domanda e sono stati dopo 28 giorni riconfermati, ho detto qua si sono messi d'accordo, una mano lava l'altra, vogliamoci bene, e quindi con questa
rinomina sono cadute, è stata dimostrata la falsità delle motivazioni con cui questi signori avevano giustificato le dimissioni, l'impossibilità di riconoscere, questo avevo scritto, avevo letto il 13 agosto 2012, l'impossibilità di riconoscere nel loro operato quell'indipendenza che il ruolo di controllore richiede. E questo è un concetto che ribadisco. E secondo me sono venuti meno anche a quello che era uno dei principi del codice di comportamento dell'organo di revisione degli enti locali approvato dal Collegio Nazionale dei Dottori Commercialisti, che il revisore deve pertanto rifiutare l'incarico quando particolari circostanze possono sollevare nei terzi il fondato dubbio della mancanza di indipendenza. Non è quindi sufficiente l'onestà intellettuale del revisore, ma è altresì necessaria la condizione obiettiva di essere riconosciuto indipendente dai terzi, che siano anche gli altri che lo riconoscano. Queste non sono cose che mi invento io, è nel codice di comportamento. Poi ciliegina nella torta, tutte quelle nostre osservazioni fatte e critiche fatte su persone scelte, no? E adesso si vuole quasi contestare l'estrazione. Mi permetto di leggere, non è farina del mio sacco, ma il Viminale, mi sembra che sia a Roma il Ministero degli Interni, no? Che nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa aveva emanato una circolare in maniera chiara in cui si ritiene quantomeno inopportuno la possibilità di procedere alla rielezione dello stesso o degli stessi nominativi che compongono l'organo di revisione, quando esso pervenga a scadenza anticipata per dimissioni volontari, dal momento che la volontà di dimissioni esprime proprio una volontà di non voler più ricoprire l'incarico. Pertanto eventuali iniziative in tal senso, cioè questa è la fotografia, quindi ha fotografato la situazione di Vittorio Veneto, eventuali iniziative in tal senso potrebbero senz'altro configurare comportamenti elusivi della nuova normativa, diretti a ritardarne l'applicazione, perché l'estrazione si sa che è sempre un rischio. Comunque io sono soddisfatto che vi sia stata l'estrazione, che è il metodo oggettivo più tranquillo e che può rassicurare e rasserenare tutti. Però osservazioni di un certo genere, un certo modo, non le gradisco, mi sembrano stonate. Grazie. Aspetti consigliere, perché devo rispettare l'ordine, sì. Le lascio breve spazio per... Vedo che la mia osservazione l'ha infastidito e questo mi rallegra. Ma le devo anche dire un'altra cosa, che la dottoressa Andretta Lorena è stata nominata in un comune dopo che l'amministrazione della Lega è stata mandata a casa, vale a dire a Vedelago, quindi non faccia sempre il puritano, il santo o il democristiano, faccia una volta per tutte, prenda atto che è un atto, stiamo parlando di professionalità e non di politica. Allora, questa dottoressa Andretta, se viene a fare il revisore, lo fa bene. Le sto dicendo questo, lo fa bene, come lo fanno bene tutti i revisori dei conti, perché non ci sarebbero sull'albo. È questo che le sto dicendo. Ma quando voi contestavate, ed erano tutti di nomina, anche nei comuni dove governava il PD, nessuno si è mai permesso di fare le osservazioni che faceva lei nei confronti dei revisori. Era solo questo che volevo farle capire. E se non l'ho capito mi dispiace, ma sono contento. Consigliere Carnelos, a lei la parola. Sì, dunque, consigliere Darè, è vero che però resta che è stato un po' inelegante il suo intervento, proprio perché di fronte al fatto che io reputo giustamente, talvolta noi abbiamo le reprimende contro il legislatore romano, che almeno per i commercialisti ha previsto la estrazione
e non la scelta effettuata dal Consiglio Comunale, e questo evidentemente è avvenuto probabilmente perché è arrivato i boatos per cui talvolta le nomine erano partitocratiche, perché è ovvio che la funzione di questa norma è proprio quella di evitare. Io mi compiaccio col fatto che sono uno di Rovigo, uno di Vicenza, uno di Padova, che nessuno di noi conosce. Grazie alla legge statale romana nessuno potrà dire che i consiglieri comunali del comune di Vittorio Veneto di maggioranza hanno messo Tizio, Caio, Sempronio, perché sono stati estratti. Certo è, e qui viene anche un po' la ragione dell'ineleganza, perché non vorrei, questo sì sarebbe erroneo, che il fatto di militare e fare politica non possa pregiudicare la partecipazione ad una estrazione a sorte. Beh, questo mi sembrerebbe troppo, voglio dire, ed anzi, sotto questo profilo credo di incontrare, come si può dire, anche il suo accordo sul fatto che la politica è una nobile arte. È davvero paradossale che venisse da chi fa politica un discorso sull'antipolitica. E qui dobbiamo davvero, e termino, non pestarci calli su queste cose, perché è vero, oggi siamo maggioranza noi, domani potreste essere voi e viceversa. Resta in ogni caso una nobile arte, l'arte del possibile è la politica. Non demonizziamola. E forse non volendola, per carità, le do la buona fede, nel momento in cui ha citato la dottoressa Andretta, sembrava quasi che potesse essere appestata nell'ipotesi in cui fosse stata a sorte. Ripeto, se vuole da un punto di vista così concreto, le dico probabilmente meglio che non sia stata estratta a sorte, perché poi fra l'altro vi sarebbe stato, aspetti, se per caso fosse stata estratta a sorte ci sarebbe stato il retropensiero contro i politici, ecco, hanno fatto pastette, c'erano, capisce? Poi questo sta passando nell'opinione pubblica e noi, e qui lo dico come consigliere di maggioranza, ma credo su questo ci sia la necessità anche dell'apporto dei consiglieri dell'opposizione sul fatto che in ogni caso, se ci demonizziamo a vicenda, demonizziamo la politica, il risultato è l'antipolitica. I nostri cittadini non credono più al voto e questo diminuisce la democrazia. E quindi sotto questo profilo credo che un patto fra gentiluomini vada fatto, a prescindere poi da quelle che sono le nostre opinioni politiche. Grazie e scusate. Grazie consigliere. Vedo che si è prenotato il consigliere Fasan, a lei la parola. Grazie Presidente, sono d'accordo con Carnelos come sempre, che è molto bene che i commercialisti che verranno a fare revisore di conti siano di Rovigo, Venezia e Vicenza. Io dico, speriamo che non costino più di pernottamenti e di rimborsi spese che se non di quanto dovuto. Io non volevo parlare solamente dei revisori di conti, io volevo visto gli interventi di Carnelos e di Costa, volevo ricordare la figuraccia che ha fatto questo Consiglio Comunale con i vecchi revisori dei conti, in cui non continuo a scusarmi per la città di Vittorio Veneto. È stata una delle serate più tristi in questi 15 anni di Consiglio Comunale che ho potuto assistere.
non credo che si possa attaccare delle persone personalmente in una maniera così forte. Poi volevo dire, mi sembra che Toni, il sindaco Antonio Darè, non abbia detto che Andretta veniva qui a fare politica, si è espresso in maniera conveniente, ha detto che la professionalità prevale sulla politica, pertanto tutto quello che hanno tirato fuori Carnelors e Costa mi sembra superfluo. Basta così. Grazie. Grazie. Non ci sono altri interventi, quindi io... Sì, ci sono altri interventi, quindi consigliere Botteon, prego. Grazie Presidente, buonasera. Sì, una breve risposta. Io sinceramente sono contento che non sia stata estratta Lorena Andretta in questo Consiglio Comunale. Sì. Non perché non sia in gamba, anzi penso che decisamente sia una professionalità valida, ma penso perché non sia opportuno. Non sia opportuno che una persona che appartiene allo stesso gruppo politico che amministra la città si esprima sui conti di quel comune. E per questo sono contento che sia qualcun altro che venga, è meglio ancora venga fuori e ben venga l'estrazione. Invece con la presenza di Nardin è stato proprio il contrario, cioè è stato preso uno della propria appartenenza politica perché probabilmente venisse incontro oppure aiutasse oppure accomodasse oppure non so quella che era l'opera del comune. E vorrei ricordare quello che ha sottolineato Costa, cioè la brutta figura, se il consigliere Fasan dice che l'abbiamo fatta noi, ma secondo me una brutta figura l'ha fatta anche il collegio dei revisori, perché quella dimissione, quella finta dimissione a cui abbiamo assistito è stato sicuramente un atto spiacevole che secondo me non ha giustificazioni. Ti dimetti per poi ritornare integralmente al tuo ruolo. Secondo me cerchi un po' di eludere quelle che sono le normative. Comunque auguro un buon lavoro al nuovo collegio dei revisori che avremo piacere di incontrare al prossimo Consiglio Comunale. Grazie. La parola al consigliere Costa per il secondo intervento. Sì, volevo solamente dire che la dottoressa Andretta è una professionista e come tale aveva pieno titolo e diritto di essere iscritta e inserita in quegli elenchi, punto e a capo, sino a che non c'è una norma che impedisce a chi esercita o riveste cariche politiche di non essere iscritta, lei ha diritto di essere iscritta, prima cosa. Quindi anche fosse stata scelta non mi avrebbe proprio, a parte la poca opportunità, ma non mi avrebbe fatto né caldo né freddo, perché di estrazione si tratta, prima cosa. Seconda cosa, non è che nella precedente tornata amministrativa noi della minoranza o opposizione ci fossimo divertiti a fare il tiro al piccione. Noi siamo andati a svolgere il nostro ruolo di controllori, quel ruolo che la legge e il regolamento comunale ci attribuiva e attribuisce alle minoranze. Noi leggevamo e soppesavamo i verbali ed evidenziavamo le contraddizioni numerose contraddizioni dei verbali del collegio dei revisori. Firmati, non firmati, senza ora di inizio, senza ora di fine. Cioè veramente una cosa che poteva essere ripetuta ogni 3 mesi o 6 mesi o ogni anno, pur con una facilità, faciloneria estrema. Quello abbiamo evidenziato. Avevamo posto tanti quesiti, avevamo sollevato tanti problemi e abbiamo avuto tante poche risposte. Comunque, che dopo questo la scelta fosse fatta, terzo, che la scelta fosse fatta presso tutte le amministrazioni, intuitu persone, ma non ci piove sopra, faceva le scelte. Però quella grande, per me grande cavolata, tra virgolette un po' truffaldina, denunciata dallo stesso Ministero degli Interni, questa è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè, amici,
siccome tra 3 mesi, giugno, quindi a novembre dovevate scadere, date le dimissioni prima, tirate fuori un motivo, i motivi seri li avete, in effetti Fasan ci ha creduto sui motivi seri, no? Però dopo 15 giorni io sono andato un po' in crisi per quella lettera, per 3-4 giorni, però quando ho visto che hanno ripresentato domanda ho detto qua siamo, allegria ragazzi, è festa per tutti. E dopo 28 giorni ce li siamo ritrovati là. Credo che pagliacciate simili, io mi auguro di non assistere a pagliacciate analoghe. Non dico simili, è difficile farne. Uguali ancora, ma analoghe. Grazie dell'attenzione. Consigliere Fasan per il secondo intervento. Dovuto, visto come si esprime Costa. Volevo domandare al consigliere Costa quante volte ha fatto denuncia alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica contro i nostri revisori di conti e come sono andate a finire le denunce. Anche se a terzo intervento lo lasci rispondere, per favore. Perché da come si è espresso sembrerebbe che i revisori di conti, lo dico io, sono stati sempre, le accuse sono sempre state non recepite. Esatto. Allora tutto quello che dice adesso il consigliere Costa, e mi dispiace di entrare sempre in contrasto con il consigliere Costa, non ha alcun valore, perché chi di dovere che controlla ha trovato tutto a posto. Allora anche per gli spettatori che ci ascoltano a casa e sono qui presenti, volevo informare che dopo 14 denunce non è stato fatto alcun atto contro il revisore dei conti. Sarà un caso, non so perché, sono stati tutti leghisti, che ne so, anche il revisore dei conti. Grazie. Anche i giudici, chiedo scusa. Bene, è stato molto chiaro. E a questo punto, non essendoci interventi, apro le dichiarazioni di voto e poi passiamo alla votazione, se ci sono dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi metto in votazione la delibera al punto numero 3 all'ordine del giorno, nomina del Collegio dei Revisori del Comune di Vittorio Veneto e determinazione del relativo compenso. Allora, scrutatori, votazione naturalmente con voto palese, favorevoli, contrari, astenuti, 5 astenuti, consigliere Saracino, 5 astenuti e 10 favorevoli, 4, 8 e 2, 10, si corrisponde, quindi 10 astenuti, 2. Metto in votazione l'immediata eseguibilità, favorevoli, contrari, astenuti, 10 favorevoli e 2 astenuti, quindi anche l'immediata eseguibilità viene, chiedo scusa, 5 astenuti e 10 favorevoli, anche l'immediata eseguibilità viene deliberata. Punto numero 4 all'ordine del giorno, esercizio finanziario 2015, verifica permanenza e equilibri generali di bilancio. Però, Assessore Napoli, io mi sono dimenticato di darle la parola perché lei voleva fare una comunicazione per il punto precedente, ma la fa adesso. Prego, a lei la parola. Sì, grazie. Volevo porgere un doveroso saluto al Collegio dei Revisori che finisce il suo mandato. Diciamo che per quanto riguarda la collaborazione con l'amministrazione è stata positiva, proficua, c'è stato un buon lavoro con gli uffici e quindi insomma dal punto di vista professionale credo insomma che dobbiamo dar atto così che c'è stato un atteggiamento di positiva collaborazione, insomma, anche perché da settembre adesso abbiamo fatto parecchie cose che riguardano i bilanci, insomma, e quindi poi diciamo le situazioni pregresse rimangono nella storia e ciascuno ne trae le conclusioni che ritiene opportune. Ecco, venendo al punto dell'ordine del giorno,
Questo è un provvedimento diciamo nuovo per il Comune di Vittorio Veneto. Ecco, io darei un po' lettura del dispositivo di delibera che riassume e spiega in maniera molto chiara cosa andiamo a fare. Allora, io proprio potrei leggere altre cose, altri appunti per inquadrare e spiegare la cosa, però mi attengo strettamente, diciamo così, al dispositivo di delibera, che è la cosa, credo, più chiara che si possa fare. Allora, richiamate la deliberazione del Consiglio Comunale numero 15 del 26/3/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2015, il bilancio pluriennale, triennio 2015-17, la relazione previsionale programmatica 2015-2017. La deliberazione del Consiglio Comunale numero 18 del 30/4/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto il rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2014, approvazione del quale risulta un avanzo di amministrazione di euro 596.760,69. La deliberazione di Giunta Comunale numero 83 del 30/4/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di parte capitale e di parte corrente ai sensi dell'articolo 3,7 del decreto correttivo integrativo decreto legislativo 118/2011. La deliberazione di Consiglio Comunale numero 23 dell'11/6/2015, dichiarata immediatamente esecutiva ed avente ad oggetto prima variazione al bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale 2015-2017 e applicazione parziale dell'avanzo di amministrazione 2014. Ecco, questo è il quadro delle premesse. Preso atto che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 118/2011, così come modificato dal decreto legislativo 126/2014, sono state introdotte modifiche all'articolo 193,2 del testo unico enti locali in merito alle necessarie verifiche che gli enti locali sono tenuti ad effettuare nel corso della gestione al fine di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio e che a decorrere dall'esercizio 2015 la nuova disposizione ha anticipato tale termine al 31 luglio 2015. La nuova versione della norma ha eliminato la parte relativa alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi, concentrandosi esclusivamente sulla necessità di garantire sia in sede previsionale sia negli atti di variazione di bilancio, nonché durante tutta la gestione, il mantenimento degli equilibri di competenza e di cassa, attribuendo all'organo consiliare il compito di adottare apposita deliberazione con cui dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o in caso di accertamento negativo adottare i necessari conseguenti provvedimenti. Si tratta di un report intermedio della gestione di ciò che era previsto nella programmazione del bilancio annuale, relazione previsionale programmatica e di quanto realizzato nel periodo preso in considerazione 1/1/2015, 36/2015. Quindi, vista la relazione sulla verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2015 del responsabile del servizio finanziario, allegata al presente atto, al quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dalla quale risulta che le operazioni di verifica del permanere degli equilibri di bilancio hanno riguardato A. il rispetto del pareggio finanziario e di tutti gli equilibri interni di bilancio, B. gli equilibri di bilancio in proiezione al 31 dicembre 2015. L'equilibrio finanziario, il cui controllo è stato effettuato dal Servizio Economico e Finanziario d'intesa con i responsabili dei vari servizi, è dimostrato alla pagina 20 con stanziamenti in proiezione al 31/12/2015 per l'entrata pari ad euro 36.749.058,12 e per la spesa pari a 36.698.044,27 e con un risultato finale positivo tenuto conto degli scostamenti noti a tutt'oggi pari ad euro 51.013,85. Non è previsto l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, stante la liquidità dell'ente. Non risultano inoltre debiti fuori bilancio come da dichiarazioni dei dirigenti dei servizi acquisiti agli atti. Preso altresì atto che il patto di stabilità 2015 di quanto segue.
La disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017 è dettata dall'articolo 31 della legge 183-2011, come modificato dall'articolo 1, comma 489 e successivi della legge 190-2014. Legge di stabilità per il 2015. Rimane confermato il criterio della competenza mista, ossia la somma algebrica degli importi risultanti per la parte corrente tra accertamenti e impegni per la parte in conto capitale tra incassi e pagamenti. L'obiettivo specifico determinato per gli anni 2015-2018 per questo ente è stato rideterminato sulla base della metodologia approvata in sede di conferenza Stato, città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015 e ratificati nel decreto legge numero 78 del 2015, di cui è stato preso atto con delibera di giunta comunale numero 133 del 9/7/2015. Ecco, l'obiettivo specifico definito per il 2015 viene assestato in più 1.066.000. Qui rispetto all'obiettivo che era definito con la legge di stabilità al 31/12 c'è stato un netto peggioramento, perché il nostro obiettivo era più 3,77, quindi un notevole peggioramento. Il raggiungimento di tale obiettivo comporta rilevanti e notevoli difficoltà per l'amministrazione comunale, giacché la realizzazione delle opere e degli investimenti avviati negli anni precedenti, nonché l'attivazione degli investimenti 2015 e successivi è vincolata alla limitazione posta dalle regole sul patto di stabilità nei pagamenti in conto capitale, pur disponendo delle necessarie risorse di cassa. Ai fini del rispetto delle regole sul patto di stabilità per l'anno 2015, questo ente effettua costantemente il monitoraggio dei flussi finanziari e alla data del 30/6/2015 il risultato del controllo ha evidenziato un andamento del saldo in linea tendenziale con l'obiettivo finale. Quindi, dato atto pertanto che a seguito dell'analisi effettuata sulla situazione finanziaria dell'ente sulla base dei dati e delle informazioni acquisite risultano mantenuti e sussistenti tutti gli equilibri di bilancio normativamente previsti, sia in parte di competenza che per quanto attiene alla gestione dei residui, e che gli andamenti gestionali non fanno prevedere un disavanzo di amministrazione, che non risultano sussistere allo stato attuale fattispecie riconducibili al concetto di debiti fuori bilancio da portare a riconoscimento, così come attestato dal responsabile del servizio finanziario. Ritenuto sulla base di quanto segnalato dal servizio finanziario di adottare le seguenti misure: a porre maggiore attenzione alla gestione delle entrate proprie al fine di non pregiudicare la piena attuazione dei programmi dell'amministrazione e il rispetto delle norme sul patto di stabilità. B. Adottare una gestione prudente nell'assunzione degli impegni di spesa e di parte corrente, mettendo in atto tutte le misure utili per il mantenimento di un plafond di spesa in linea con gli esercizi precedenti. C. Rispettare la tempistica di liquidazione prevista dalle normative vigenti ed in particolare dalla legge 231/2012 al fine di non incorrere in danni derivanti dall'addebito di interessi moratori connessi a ritardati pagamenti. D. Attuare una attenta gestione delle problematiche inerenti il patto di stabilità, con particolare riferimento sia al saldo finanziario corrente, accertamenti, impegni, che alla gestione dei pagamenti in conto capitale. Grazie. Grazie. Assessore Napoli. Dimenticavo una postilla finale qui per eventuali domande di carattere tecnico sulle documentazioni che avete a disposizione. C'è la sì, stavo per presentare l'assessore e la dirigente dottoressa Costalonga. Avete visto che abbiamo fatto accomodare la responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Giorgia Alvassore, che potrà rispondere appunto alle domande di carattere tecnico. Io a questo punto aprirei il dibattito, se ci sono interventi. Ce n'è uno del consigliere Saracino, sì, grazie. A cui do la parola. Sì, grazie, vorrei dei dettagli. Ecco. Allora, incominciando a vedere la relazione presentata, vado a pagina 4. E la prima tabella parla di entrate tributarie e vedo che c'è un scostamento negativo di 317.000 euro.
vorrei magari una spiegazione in specifico, visto che se non erro dovremmo quest'anno avere anche un plus di 150.000 euro per il discorso delle centrali idroelettriche, no? Volevo capire come mai c'è un meno. Dopo di che, sempre leggendo qua il bilancio, andrei a pagina 11, nella tabella, nella parte bassa, si parla di alienazioni di beni patrimoniali. Al 30 giugno 2015 si parla di 1.328.766.000 euro e accertati 792.000 euro e 315. Vorrei se magari mi specificate un po' meglio questa voce. E come mai sempre nella stessa tabella la riscossione crediti ci sono questi 190.000 euro che non vengono in qualche modo riscossi, o se ho sbagliato a leggerla. E dopodiché se mi può rispecificare a pagina 12 i 400.000 euro per il mutuo e prestiti e il discorso della scuola, grazie. E dopo, andando a pagina 15, nella tabella nella parte alta, volevo chiederle, visto che faccio parte della seconda commissione che tratta il turismo e sviluppo economico, visto che in commissione non se ne parla, se può darmi qualche specifica un po' in più sui progetti finanziati, visto che ci sono cifre importanti come 72.000 euro per il turismo e sviluppo economico, qua andiamo a parlare di 83.000 euro su 303.000 euro. E dopodiché, per adesso, ecco, queste sono le domande che vorrei degli approfondimenti, grazie. Sì, la parola al consigliere Dus, prego. Vedo che si era prenotato, non ha chiesto la parola, bene. Allora, se non ci sono, possiamo pure... Sì, prego, consigliere. Avevo anch'io Sant'Antonio, lei la parola. Qualche domanda da fare, per la verità 4, non so come intendete organizzarvi, se prende nota. Facciamo ancora questa, per non accumularne tante, non ne mettiamo. Allora, esatto, anch'io prendo spunto un attimo dagli allegati, volevo chiedere, vedo che che è comparso a un certo punto nel programma delle opere pubbliche una rotonda all'ospedale che deriva... Ho visto da precedenti discussioni del bilancio e dell'assestamento dove non si vedeva, c'erano dei lavori di interventi di riordino, riqualificazione per 300.000 euro e in questo documento compare la rotonda all'ospedale. Volevo sapere se questa rotonda va a insistere sul terreno della farmacia, del progetto della farmacia di Vittorio Veneto Servizi o meno, e quindi se il progetto della farmacia sarà cassato o meno. Poi anch'io, come il consigliere Saracino, volevo dei chiarimenti circa le alienazioni, perché si parla di 1.300.000 euro di possibili incassi, quindi stime. Volevo capire se si tratta di stime certe, incerte o con che tipo di probabilità e che tipo di alienazioni. Poi relativamente ai lavori in economia, ultima pagina, ci sono due punti, volevo capire, c'è un punto che riguarda la scuola Cosmo, 70.000 euro per affidamenti, progetti per qualcosa, che vorrei capire di cosa si tratta, sulla scuola Cosmo. E infine gli interventi di riqualificazione di via Cavour. Di che cosa si tratta? Grazie. Grazie. Altri interventi? C'è il consigliere Pasocco, prego. Scusi, perché probabilmente non l'ho visto. Volevo capire l'alienazione del Brolo, se c'era ancora. Basta. Sì, su alcune cose poi magari, oltre che sugli aspetti tecnici a cui risponderà il dottore Salvassore, magari risponderà anche l'assessore forse. Ci sono altri interventi, altre richieste?
Bene, allora. Diciamo che qui siamo, diciamo, in sede di verifica tecnica del sussistenza degli equilibri di bilancio, diciamo, più che entrare nello specifico di singole opere pubbliche, se come sono e come non sono. Quindi siamo in un momento particolare di ricognizione tecnica per quanto riguarda gli equilibri di bilancio. In questa fase è facile che ci siano degli scostamenti, come ci sono, rispetto, diciamo così, alle previsioni, perché la ratio della legge, che vuole fare uno stop a metà anno, è quello di dare gli strumenti al Consiglio Comunale per capire la situazione del bilancio, se c'è equilibrio, e se non c'è, dettare gli interventi per riportarlo in equilibrio. Però questo è un qualcosa che funziona se il sistema è a regime, cioè se le amministrazioni approvano il bilancio entro il 31/12 dell'anno precedente e iniziano l'esercizio il 1° di gennaio. Allora ha senso fare, ecco, noi che siamo stati più bravi di altri perché abbiamo approvato il bilancio al 26 di marzo. 31 marzo. 26 di marzo di quest'anno. Abbiamo il vincolo di ottemperare a questo obbligo di verifica, cosa che non hanno quei comuni che, essendo stati meno bravi di noi, si trovano ancora da dover approvare il bilancio, oppure l'hanno approvato a giugno, e quindi siamo in una situazione abbastanza, come dire, movimentata, ecco, in Italia. Quindi, ecco, in ogni caso questo è, secondo il mio punto di vista, un provvedimento molto opportuno, perché consente alle amministrazioni e al Consiglio Comunale di fare una verifica di metà anno per capire come vanno le cose. Ecco, ci sono ovviamente degli scostamenti significativi che però in particolare nelle opere pubbliche sono determinati dal fatto che magari uno stanziamento previsto iniziale per determinati interventi in campo sportivo può essere, diciamo così, falsato, tra virgolette, dal fatto che questo progetto è in corso di realizzazione, è in corso la progettazione, per cui la fotografia che si fa al 30 di giugno non comprende, diciamo così, quella quota di finanziamento relativa a quell'opera, perché ancora non è stata realizzata. E quindi ci sono questi scostamenti. Stessa cosa può valere anche per il discorso delle entrate tributarie, che essendo la prima rata di IMU e TASI al 16 di giugno e noi facendo lo stop al 30 di giugno, possono determinarsi delle, come dire, delle code oppure di ritardati pagamenti che non vengono comunicati in tempo utile per la nostra ricognizione, perché evidentemente noi, diciamo, facciamo uno stop nella fotografia ad una certa data, e anche per avere i tempi per confezionare poi tutta la documentazione, perché ovviamente su tutta questa procedura c'è il coinvolgimento del collegio dei revisori, eccetera, eccetera, e tutti i servizi del comune che devono a loro volta fare uno stop delle loro situazioni e comunicarle all'ufficio di ragioneria, che poi li gestisce e li mette tutti assieme. Ecco, quindi io mi fermo qui, poi per le risposte di carattere non so, sulle opere pubbliche c'è il collega Turchetto e magari poi la dottoressa Elvassore, che ha sott'occhio in maniera più precisa, diciamo così, tutta la documentazione, vi può dare dei dettagli in base alle richieste che sono state fatte. Grazie. Assessore Turchetto. Sì, buonasera intanto. Dunque intervengo anch'io su questo argomento, anche se però appunto, come è stato detto, non è un argomento all'ordine del giorno, per cui esuliamo un po', insomma, da quello che è l'ordine del giorno. Allora, per quanto riguarda le richieste del consigliere Sant'Antonio sulla rotonda ospedale, che ovviamente è scritto così, rotonda ospedale, però abbiamo l'ambizione che sia un qualcosa di più di una rotatoria dell'ospedale, ma di una rotatoria di tutto il polo ospedaliero, quindi a servizio non solo dell'ospedale, del pronto soccorso, ma anche a servizio dell'Istituto Cesana Malanotti e
e dell'hospice, quindi anche degli altri servizi sociosanitari che ci sono sull'area. Quindi è un qualcosa di più complesso, è stata illustrata anche graficamente qui in Consiglio Comunale in occasione della presentazione del piano opere pubbliche 2015. Proprio perché è a servizio di tutto il polo, in realtà è un po' spostata, diciamo, al centro tra appunto i due assi, quello che va via Carbonera, che va alla casa di riposo, e quello che entra in ospedale, quindi non va a incidere sull'area che lei ha indicato, quella, diciamo, nella quale doveva sorgere la farmacia, se non marginalmente. Quindi questo intervento non ha alcun riflesso sulla questione della farmacia, che ha un altro iter e sulla quale però ci siamo già espressi, insomma, mi pare, no? Quindi sono due questioni però che non sono correlate. Per quanto riguarda la scuola Cosmo, sono quegli interventi più piccoli rispetto alle opere pubbliche, cioè quei piccoli interventi che non superano i 100.000 euro, e quindi non sono stati illustrati come opere pubbliche perché non sono opere pubbliche in senso stretto, sono piccoli interventi in economia e manutenzione che riguardano l'adeguamento antincendio, diciamo, della scuola. E per quanto riguarda via Cavour, anche questo è uno di questi piccoli interventi, appunto, e gli interventi sono ancora da definire. L'intento è comunque quello di riqualificare una delle vie più belle della città, quella che collega materialmente ma anche idealmente il centro città, il centro novecentesco con le ville Liberty, il viale della Vittoria, le ville Liberty, con il centro antico di Serravalle. Infatti è proprio caratterizzata da questa duplice aspetto, no? I palazzi in cortina e le ville invece novecentesche sull'altro lato, con il viale sull'altro lato. Quindi è una via particolarmente bella, particolarmente importante per la nostra città, e l'intento è appunto questo. Comunque abbiamo stanziato per il momento una cifra direi molto, molto piccola, e l'intervento è ancora da definire, quindi è uno degli interventi che prenderemo in mano successivamente in futuro. Il Brolo è nelle alienazioni come lo era nel piano delle alienazioni che abbiamo approvato a marzo, e è chiaro che però non abbiamo definito quella che è la priorità dei beni che andremo ad alienare, la scaletta, diciamo così. Quindi questo è quanto. La parola al consigliere Dus. Qua. Mi deve scusare, ma qui compare una prenotazione. Ah sì, forse mi sono sbagliato io questa volta. Ok. Non ci sono interventi, quindi se abbiamo i chiarimenti di carattere tecnico. Sì, buonasera a tutti. Solo una precisazione riguardo alla voce alienazioni, laddove a pagina 11 vedete tra l'accertamento l'importo di 792.000 euro. Questo risente della delibera di cui parlava nelle premesse l'assessore, del riaccertamento straordinario dei residui, ovvero questo è un accertamento fatto negli anni pregressi della scuola di San Giacomo per finanziare l'ampliamento della scuola nuova, accertamento quindi appartenente alla gestione dei residui, che a seguito della delibera di riaccertamento è stato imputato nell'esercizio 2015, e infatti in questi, sia nella parte della colonna stanziamento che degli accertamenti, non è la pura competenza 15, bensì si riportano i residui reimputati e riscritti nell'anno 2015, sia per i 700.000 quindi della scuola di San Giacomo, sia per altri piccoli importi di alienazioni di appartamenti vecchi che erano stati rateizzati e quindi degli anni precedenti.
Per quanto riguarda la voce riscossioni di crediti, è una voce che si iscrive sia in entrata che in uscita, infatti la trova del medesimo importo in entrata nel titolo quarto e in uscita nel titolo secondo, e è un accantonamento che viene fatto in sede di opere pubbliche per dover ricorrere eventualmente a degli accordi bonari in sede di aggiudicazione a seguito di bando di gara, e quindi prudenzialmente viene accantonata, ma di fatto poi è una posta di entrata ed uscita che finora non è mai stata utilizzata. Il mutuo che diceva di 400.000 riguarda la scuola di Carpesica ed è confermato, non è accertato perché non è ancora stato assunto e quindi l'accertamento è pari a 0, in proiezione invece è confermato. Delle entrate tributarie, quanto diceva prima l'assessore, e quindi che c'è in proiezione c'è uno scostamento derivante dall'analisi fatto soprattutto per l'IMU e per la Tasi dalla prima rata, che è leggermente inferiore rispetto a quella dell'anno prima. C'è da dire però che lo stop fatto al 30 di giugno non aiuta ad avere i dati definitivi, per cui l'ufficio adesso sta lavorando per monitorare la situazione ed eventualmente vedere se è il caso o meno di correggere l'importo. Consigliere Carnellos, a lei la parola. Sì, dunque, volevo tornare direttamente sul binario del punto all'ordine del giorno, che è ricognizione contabile. E vorrei focalizzare l'attenzione proprio sul dato strutturale e io direi anche rivoluzionario del fatto che l'amministrazione ha avuto la possibilità di fare questa ricognizione. L'assessore diceva prima che in precedenza non si faceva, oppure che molti enti comunali attuali non riescono a farla perché non hanno fatto il bilancio. E la ricognizione, anche questa legislazione romana, quale finalità ha? È di fotografare, dopo 6 mesi di bilancio, in linea di massima, se quanto previsto ex ante trova giustificazione e corrispondenza nel work in progress, che è appunto l'attuazione di un bilancio. E sotto questo punto di vista credo, e credo anche l'opposizione consentirà con me, col fatto che è una cosa importante. Vedete, si parla molto spesso, a sproposito della trasparenza, della comunicazione, questo è un atto di trasparenza. Perché se l'amministrazione avesse voluto fare la furba, approvava più tardi possibile il bilancio, oppure non l'avrebbe fatto affatto, come, ripeto, molti enti locali, per esempio anche la provincia, per le note difficoltà, ma la provincia non deve fare la riqualificazione perché non ha ancora fatto il bilancio, così come tanti altri comuni. E questo, come consigliere, ringrazio l'amministrazione perché ha rispettato le norme. E vedete, è anche un elemento di serietà, perché è facile elucubrare, facciamo questo, facciamo quello, ci vuole uno stadio, 2 stadi, 3 stadi, cioè aiutare questa iniziativa, e poi però ci si scontra con quello che è il dato del bilancio, con i numeri. Qualcuno chiedeva lo scostamento tributario, certo, è chiaro che a livello previsionale uno non può immaginare, per esempio, se vi è un aumento di gettito perché magari finisce la recessione, oppure se fabbricati non ancora abitabili ottengono l'abitabilità, oppure invece il proprietario si ferma perché non ha più i soldi per andare avanti, quindi fino a quando non c'è l'accatastamento è chiaro che magari si pensava che lo facessero velocemente, quindi lo si metteva a marzo nelle previsioni. Se a giugno
non è entrato significa che evidentemente ancora quel privato non ha ancora accatastato il fabbricato. E allora questo dà anche, credo, una forma di serietà sul fatto che qui non è il caso di Vittorio, né ora né in passato, perché molti enti locali, non facendo questa ricognizione, cosa succedeva a fine anno? I famosi debiti fuori bilancio. Vi ho detto, alla fine, fanno male al conto della spesa. Invece, con la fotografia attuale, almeno ho visto il documento esaustivo e direi anche pregevole dal punto di vista grafico, proprio perché non sono solo semplici numeri, ma sono grafici, confronti, e sotto questo profilo credo di interpretare la volontà di tutti i consiglieri comunali ringraziando la struttura comunale. E mi auguro che davvero l'amministrazione forse è stata, come si può dire, zelante perché è il primo anno, mi auguro che lo sia sempre. E noi lo constateremo e ovviamente, così come stasera questo consigliere fa la sviolinatura, ovviamente se dovessero esserci in futuro, con la stessa franchezza saremo qui a dirlo. Ultima considerazione, perché l'ho detta anche in commissione. Vedete, quando si parla di bilancio, di numeri, di entrate, di uscite, di cosa è possibile fare, bisogna sempre essere coi piedi per terra. Invece capita molto spesso che è facile fare i varoufakis della situazione, in cui tutto sembra facile, tutto si fa, poi però ci si trova di fronte a sbattere il naso e meno male che c'è Tsipras che i piedi sulla terra ce li ha. E allora mi dica, Presidente, c'è chi sfora, e a me il Presidente tutte le volte, lo dico ai telespettatori, proprio perché al consigliere Casalino il minutaggio viene misurato. In precedenza qualcuno è intervenuto molto più a lungo, siccome una lei... volte, 3 volte, comunque non importa, Presidente, no. La considero come un atto di attenzione, di esatto, proprio così. Sa, anche perché qualcuno mi ha detto che c'è lo spirito buonista, io sono un buonista, quindi vedo la questione dal punto di vista buono e non di insofferenza. Dicevo, quindi, come sotto questo punto di vista davvero fare un bilancio preventivo è difficile, attuarlo ancora di più. Ben vengano momenti come questi in cui vediamo in concreto il work in progress e ha ragione l'assessore sul fatto che ovvio che qui vanno a confluire tutti quelli che sono stati i documenti e gli atti di cui abbiamo parlato in passato. Qui mi riferisco a Sant'Antonio sulla farmacia, qui è stato sviscerato quel problema. Logico che poi, giustamente, l'ufficio contabile dice, siccome il Consiglio Comunale ha deciso quelle cose, nella ricognizione ho l'obbligo di metterlo dentro, ma non per ripetere le solite cose. Grazie, okay. E ho finito, non faccio il secondo intervento, così faccio felice il Presidente. Consigliere, 7 minuti esatti. Era solo un gesto di cortesia perché so che lei non ama il campanello, allora le ho fatto il segno di 1 minuto. La parola al consigliere Darè. Beh, per risolvere i problemi finanziari del Comune basterà mettere una tassa per chi sfora e abbiamo risolto il problema finanziario. No, io ho apprezzato l'intervento del consigliere quando parla di ricognizione romana dopo 6 mesi. Molto importante. Non vorrei che questa ricognizione servisse al governo Renzi per tagliare ancora i fondi ai comuni, perché alla fine poi da qua a 6 mesi, nella chiusura dell'anno, sicuramente ci saranno delle emergenze
e quindi che poi vanno a riversarsi naturalmente a pioggia negli enti che sono le regioni, sono le province per quelle che rimangono e naturalmente le amministrazioni locali. Allora non vorrei che essere troppo virtuosi sia un danno e anche una beffa poi, anziché vediamo altri comuni che non fanno assolutamente, se ne strafregano delle normative e alla fine poi hanno anche dei lauti, emissioni di capitali nelle casse comunali. Vedi il Comune di Roma che ha 62 miliardi di debito e continua a spendere e continua ad assumere nelle partecipate come nulla fosse. Allora dobbiamo capirci, se la barca va male deve andare male per tutti, se dobbiamo risparmiare risparmiamo anche chi in questi anni ha sempre portato a casa finanziamenti come io chiamo il Giubileo, Roma Capitale, eccetera, eccetera. Grazie. La parola al consigliere Fasan, prego. Grazie Presidente. Sì, il tema bilancio comunale è molto complesso e dico la verità, negli anni non sono mai stato veramente ferrato in questo argomento, però l'autoincensamento di Carnelos e Napoli mi ha costretto a fare questa piccola domanda. In commissione consigliare, a pagina 20, gli equilibri della gestione ordinaria di competenze, io ho fatto una domanda. Come mai il bilancio proiezione risultati parziali al 31 dicembre parlano di 36 milioni in entrate e 36 milioni in uscita, con uno scostamento di 51.000 euro, quando sappiamo tutti che il bilancio comunale non è sopra i 20 milioni di euro. Poi il tecnico comunale mi dice che questi sono dati che si riferiscono sì a questo bilancio, ma anche al bilancio dello scorso anno. Pertanto io, per correttezza, nella precisazione di rappresentazione di questi equilibri si sarebbe dovuto dire, e correggetemi se sbaglio, che non si tratta degli equilibri di quest'anno, ma anche lo scorso anno, può essere, degli anni precedenti. Allora, dov'è tutta questa bravura? Domanda. Sì, bravi, non so, era meglio che non dicevate che erano bravi, perché se siete bravi voi, noi non eravamo bravi, però questi dati confermano che non è che stiamo parlando di equilibri di quest'anno, che poi perché voi avete fatto il bilancio a marzo, ma stiamo parlando anche di cifre che vengono dallo scorso anno, che eravate sempre voi. Allora io sono un po' confuso, cercate di spiegarmi bene cosa che vuol dire e dov'è la bravura. Consigliere Sant'Antonio. Sì, volevo fare una replica al consigliere Carnelos. Volevo dire che ottemperare la burocrazia non significa fare le cose fatte bene. Cioè il fatto che posso dar atto che il bilancio sia stato fatto nei tempi corretti e che la famosa ricognizione, questo report, questo checkpoint sia stato fatto, ma anzi bisognerebbe farne più di uno di questi checkpoint per vedere se il bilancio corre in modo corretto. Quello che servono questi oggetti qua è per capire effettivamente cosa ci sta dentro i numeri. Allora se io vedo ad esempio che nelle alienazioni su 1.300.800.000 euro sono i residui degli anni precedenti, e se non riuscirò a portare a casa i 500.000 euro che mancano, il pareggio di bilancio non si attuerà e questo sarà carta straccia, per cui significa che non sempre facendo la burocrazia le cose si fanno bene. Grazie. Consigliere Botteon, a lei la parola. Sì, grazie. Beh, innanzitutto breve replica al consigliere Fasan. Ovviamente, come è stato detto, la bravura, anche se non mi piace parlare di bravura, comunque sicuramente è positivo il fatto di aver rispettato le leggi e di essere stato tra i comuni che l'hanno fatto. Essere virtuosi è un bene. Per poter reclamare e difendere anche con forza, anche a livello nazionale, la propria virtuosità, è necessario essere virtuosi.
E per questo penso che un plauso all'amministrazione e soprattutto agli uffici che hanno permesso la predisposizione del bilancio e quindi degli equilibri che andiamo a votare oggi vada sicuramente fatta. Approfitto per ricordare, sì, a proposito, quando lei ha fatto la domanda in commissione sul consigliere Fasan sul bilancio investimenti, gli è stata risposta perché appunto rientrano i residui degli anni precedenti, quindi domanda e risposta è stata fatta in maniera penso puntuale e completa. No, una puntualizzazione sulla Commissione Bilancio. La Commissione Bilancio, quindi informo anche i colleghi consiglieri e anche il pubblico che la Commissione Bilancio che presiedo ha deciso di riunirsi d'ora in poi mensilmente, come già succede per la quarta commissione, quindi vi sarà una commissione probabilmente il terzo martedì di ogni mese, salteremo agosto a partire dal 15 di settembre, dove inizieremo a analizzare, a lavorare quindi sul futuro di Vittorio Veneto, il bilancio, e quindi affronteremo l'argomento dei derivati. Grazie. Grazie. Consigliere Costa, a lei la parola. Sì, volevo dire anch'io, fare un'osservazione semplice. Ho meno anni di presenza in consiglio rispetto al consigliere Fasan, però mi è rimasta impressa sin da una delle primissime sedute l'allora assessore Antonella Caldar che presentando in maniera esaustiva anche il bilancio aveva fatto un'osservazione finale dicendo, un'osservazione che poi è stata confermata in tutti gli anni successivi, che il nostro bilancio mediamente viaggia sui 30-33 milioni, cioè in pratica sino all'anno scorso, in pratica 10 milioni, sì, 30.000 abitanti, 30 milioni. Ci sono i tre che poi sono il cosiddetto l'anticipazione di cassa che dopo non è mai stata utilizzata, quindi quelle sono le cifre su cui ha sempre viaggiato il nostro bilancio. Adesso c'è stata una riforma, un ritocco per cui ci possono essere state delle modifiche, ma i valori sono sempre quelli. Prima cosa. Seconda cosa, concordo con quello che ha detto il collega Sant'Antonio, che sarebbe più utile una verifica più frequente, cioè cos'è che il legislatore ha voluto? Ha voluto solamente dire va bene, fatto il bilancio all'inizio dell'anno, dopo per evitare sorprese a settembre o ottobre, quando si faceva la verifica, per cui dopo il tempo per correggere sarebbe stato brevissimo, la anticipiamo e la facciamo prima. Questa amministrazione ha rispettato il tempo del termine del 31 marzo. Ma senz'altro secondo me si arriverà al periodo in cui queste verifiche saranno trimestrali o bimestrali, se si vuole fare un monitoraggio costante e vero della spesa. Mi permetto di ricordare per esempio che le ULS ogni 3 mesi fanno costo della produzione, cosa mi è costato il personale, cosa mi sono costate le siringhe, la TAC e quant'altro, e valore della produzione, cosa ho prodotto, quanti ricoveri, quanti interventi chirurgici, quante visite ambulatoriali, cioè ogni 3 mesi, perché questo consente alla Regione di intervenire presso quelle ULS che presentano delle difficoltà gestionali oppure anche può essere stato determinate queste difficoltà magari da un sottofinanziamento iniziale, stimato inizialmente, per cui questo consente anche alla Regione stesso di intervenire. Però il fatto di fare dei step trimestrali credo che è segno dal punto di vista aziendalistico di una sana e corretta amministrazione, cioè al fine di evitare sorprese o buchi che sì, ci sono a Roma, ma non solo a Roma, ecco, che a Roma sono particolarmente rilevanti, ecco. Per cui penso che nel futuro queste ricognizioni saranno fatte con più frequenza, che è anche giusto farle. L'importante è sapersi dotare di strumentazioni e tecnologie adeguate in maniera che i flussi informativi siano tempestivi, perché altrimenti dopo l'ufficio finale, la ragioneria che deve raccogliere tutte le carte,
se non ha la fattura da registrare è chiaro che risulterà quel lavoro non fatto, anche se per caso è stato fatto ma la fattura è in itinere. Grazie. Grazie consigliere, chi è prenotato. Sì, buonasera, grazie Presidente. Solo una piccola replica al consigliere De Re che stimolava un po' il dibattito anche alzandolo ai temi nazionali. Innanzitutto credo che i problemi e le persone oneste e disoneste non siano solo in centro Italia o nel sud Italia. Il caso Mose si è sviluppato a Venezia in una giunta anche in parte leghista, per cui starei un po' a non fare di tutta un'erba un fascio. In secondo luogo, quello che sta portando avanti l'attuale governo è un sistema di riforme che l'Italia aspettava 20 anni e che voi avevate, il governo di questo Paese non siete mai riusciti a realizzare. Ricordo che l'ultima proposta che è stata fatta è quella di un cosiddetto shock fiscale, cioè una riduzione di 50 miliardi delle tasse nei prossimi 5 anni, pur mantenendo il parametro di Maastricht al 3%. E ci sono altre riforme che sono state portate a casa, come quella sulla scuola, la riforma costituzionale, però mi pare che il punto numero 4 dell'ordine del giorno sia esercizio finanziario del Comune di Vittorio Veneto. Quindi credo che dobbiamo rimanere a questo tema. Grazie. Grazie consigliere, la parola al consigliere Saracino, secondo intervento. Sì, no, una piccola precisazione, io non voglio entrare nella faida, sono stato più bravo io, più bravo tu a fare il bilancio, io dico se in tutti questi anni il bilancio è stato fatto in modo corretto è grazie agli uffici che stanno lavorando in modo ineccepibile e anche indipendente da chi governa e quindi l'unico merito è loro ed è poco corretto farsi belli col lavoro degli altri. Tutto qua, grazie. Grazie consigliere. Il consigliere De Re, prego. Ma penso, per rispondere al consigliere Costa, che il segretario comunale con il patto di stabilità passi metà del suo tempo assieme all'ufficio della Giorgia. Così accadeva quando io ero sindaco, ma penso che la stessa cosa tocchi anche adesso, perché l'equilibrio finanziario è talmente risicato e difficile che deve essere monitorato non ogni 3 mesi, ogni settimana o ogni giorno probabilmente, perché cambiano le normative, perché ci sono entrate che non sono consone o comunque non prevedibili e hanno delle difficoltà di bilancio, non tutte le amministrazioni. Per quanto riguarda invece il consigliere Dus, buon lavoro come capogruppo, voglio ricordarti che il Mose ha portato in cheba qualche sindaco, non della Lega, nessuno della Lega è inquisito nel Mose, probabilmente qualche pensiero lo dovete fare. Per quanto riguarda la riduzione delle tasse, le promesse e le renziate le abbiamo viste tutti, ormai non ci credete neppure voi. Grazie. Grazie consigliere. Carnelos, in extremis, secondo intervento. No. Perché Da Re mi provoca sempre, anche quando non voglio intervenire Da Re mi provoca, perché a dir la verità, allora visto che, come si può dire, vorrebbe farci credere della condotta immacolata della forza politica di cui fa parte, le ricordo che a dir la verità è di ieri che il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio di Maroni. Sotto questo aspetto appartiene, vabbè, sì, ha ragione, è vero, è apparso, mi lasci, no, perché a dir la verità è vero, non contavo una cosa, perché la stampa ha sottolineato, è vero, può darsi, aspetti, mi faccia finire. Non sono in questa veste, sono un uomo di partito e è anche una cosa che mi inorgoglisce sotto questo aspetto. Volevo solo darle la stoccata, visto che lei ha pur di fioretto tentato di colpire, io le rispondo con la medesima arma.
È vero, per rimanere nel politichese, quando lei ha detto di Maroni, è vero che può darsi che, a dir la verità, non ha avuto quella solidarietà di Salvini, può darsi che tutto sommato qualche bega ci sia anche da quella parte. E finisco proprio in cauda venenum, credo che non le sfuggirà che non recentemente, ma qualche annetto fa, anche dalla sua parte politica, mi pare, piacessero molto i diamanti dell'Africa, per cui guardi, chi sa, guardi, allora sa chi di ferisce, lei mi ha capito. E del resto vorrà dire che renderemmo un po' più effervescente questa seduta, altrimenti solo numeri e solo cose, probabilmente potrebbe essere anche particolarmente noiosa. Grazie. Grazie. Vedo che c'è il consigliere Dus, immagino, per la dichiarazione di voto, quindi aprirei, però prima, consigliere, devo dare la parola all'assessore Napoli. Grazie colleghi, signori consiglieri. Brevissime notazioni, no? Quando io dicevo che siamo stati bravi, ovviamente siamo tutti nel ruolo di maggioranza, opposizione e soprattutto la struttura tecnica che ci ha supportato validamente in questi mesi di lavoro. Ricordo che siamo stati bravi nel senso che nei 6 mesi da settembre e anche prima, perché la predisposizione del piano opere pubbliche 2014 è stata fatta un anno fa, nel corso dell'estate 2014, per arrivare ad approvare il bilancio a settembre 2014, perché ci sono dei tempi, voi sapete che ci sono dei tempi da rispettare. Poi, approvato il bilancio 2014, c'è stato l'assestamento di bilancio il 30 di novembre, quindi ulteriori impegni, poi la preparazione per il bilancio 2015. La bravura sta nel fatto che se il bilancio viene approvato all'inizio anno, si possono dar corso alle previsioni di bilancio. Se invece il bilancio si approva a giugno, a luglio, a agosto o a settembre, praticamente l'attività amministrativa è paralizzata, nel senso che tutti gli interventi viaggiano in base ai 12esimi di spesa dell'anno precedente e quindi tutte le previsioni di bilancio non si possono realizzare. Quindi in questo senso è stato fatto un grossissimo lavoro, perché il bilancio, il consuntivo 2014, il riassestamento dei residui, quindi una serie di adempimenti che hanno comportato un carico di lavoro veramente notevole per la struttura, per l'assessorato, per tutta la struttura comunale, compresi anche i revisori, perché tutti questi passaggi sono stati certificati dal collegio dei revisori e quindi, voglio dire, è stato un quadro di lavoro molto, molto importante. Venendo all'oggetto di stasera, ecco, molte volte, anzi spesso, ci dimentichiamo che il bilancio e la spesa si divide in 2 fondamentali capitoli, uno a spesa corrente, l'altro a investimenti. Allora, diciamo, per gli investimenti la cosa è abbastanza semplice tenere sotto controllo, nel senso che se ci sono i soldi si possono spendere e si fanno le opere. Quindi il discorso delle alienazioni, le opere che sono previste, la cui realizzazione è prevista, cioè il finanziamento è previsto con l'alienazione di beni, se non si realizzano non si fanno, oppure bisogna reperire fondi alternativi. La cosa più delicata è la spesa corrente, perché la spesa corrente è corrente perché corre indipendentemente dalle entrate e quindi ci deve essere più attenzione sia dal lato dell'uscita e anche dal lato dell'entrata, e qui, diciamo, la cosa è abbastanza delicata. Per quanto riguarda poi era un'altra cosa che adesso mi è sfuggita, ah sì, i controlli. Ecco, questo è uno stop che viene fatto, diciamo, costruito, anche, diciamo, confezionato dal punto di vista grafico, in maniera da poter essere
capito, compreso e ragionato nel Consiglio Comunale. Però diciamo, la verifica ai fini del rispetto del patto di stabilità è un qualcosa che si fa con cadenza mensile e forse anche di più, e quindi voglio dire il tutto è sottoposto a un controllo abbastanza cioè preciso, costante e molto rigido. Volevo poi darvi così e concludo solo un esempio. Se voi andate a pagina 17 della relazione dove ci sono le spese in conto capitale, no, lo dico perché questo l'avevamo rilevato anche in commissione, tanto per fare un esempio, per capire a volte, no, per non avere degli abbagli. Ad esempio ci sono due funzioni, cultura e beni culturali funzione 5 e sport e ricreazione funzione 6, che hanno dei notevoli scostamenti rispetto allo stanziamento e all'impegnato, no? Allora, questo qui è un classico esempio di una differenza che deriva dal fatto che la progettazione delle opere previste ha un iter che, diciamo, non coincide con i tempi con i quali è stata fatta questa fotografia. Allora, se noi andiamo nel dettaglio, anzi approfitto se qualcuno magari guardando le carte a casa poi richiede, ha necessità di avere qualche chiarimento ulteriore, insomma gli uffici sono a disposizione, io sono qua, quindi non c'è, come si dice, massima trasparenza, no? Ecco. La funzione 5, per esempio, no? Cultura e beni culturali, noi abbiamo uno stanziamento al 30 del 6 di 663.741, gli impegni sono 87.041, quindi con uno scostamento di 576.700 euro, quindi uno dice mamma mia, come mai questa differenza? Allora la differenza sta nel fatto che ci sono degli interventi non ancora impegnati, e cioè allestimento sezione archeologica museo cinedese per 66.700, progetto definitivo esecutivo in corso, progettazione interna degli uffici. Poi c'è il progetto testimonianze monumentali della Grande Guerra, che voi sapete che è questo progetto da Vidor a Vittorio Veneto, del quale il nostro comune è capofila, progetto definitivo esecutivo affidato in corso di stesura per 510.000 euro. Sommando queste due voci ci dà esattamente 576.700, che è lo scostamento rispetto allo stanziato, quindi si spiega. Quanto allo sport è lo stesso ragionamento, nel senso che noi abbiamo 200.112 stanziato al 30 del 6, gli impegni 24.740, e quindi dice qua non si è fatto niente. No, in realtà gli interventi non impegnati, ad esempio l'ammodernamento polo sportivo per 150.000 euro, il progetto definitivo esecutivo predisposto con progettazione interna. Poi c'è manutenzione vari impianti sportivi per 25.372 e sono interventi già definiti di prossimo avvio, per un totale di 175.372, che è esattamente la differenza fra l'impegnato e lo stanziato. Quindi credo che sia, questo serve per capire, voglio dire che così per chiarire magari taluni aspetti che guardando così la tabellina forse non sono di immediata comprensione e chiarezza. Ecco. Bene. Grazie a tutti. Grazie per le delucidazioni. La parola alle dichiarazioni di voto, il consigliere Dus. Sì, a nome del Partito Democratico credo che di poter dire con una certa certezza che la nostra dichiarazione di voto è favorevole, come è altrettanto favorevole il giudizio nei confronti dell'operato del governo Renzi in questo periodo. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, grazie. Sull'allegato A si dice: l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali ha ribadito il ruolo del Consiglio Comunale come organo di verifica e di controllo sull'andamento della gestione nel corso dell'esercizio. Io qua, che rappresento le due liste, vorrei dire che noi questo bilancio lo ringraziamo per i dati, però sono insufficienti per esprimere un parere positivo o negativo, perché ci sono pochi dettagli, come lei ha appena detto. Quindi se lei, come stava dicendo prima, Assessore, magari la prossima volta ci dà già i dettagli, noi ci facciamo un'idea più completa e magari andiamo sullo specifico, perché così è troppo vago e non riusciamo ad avere un'idea chiara. Quindi ci asterremo, grazie. Consigliere Fasan.
Chiaramente dopo le dichiarazioni del capogruppo DUS che non posso non essere d'accordo con Renzi, pertanto non posso nemmeno essere d'accordo con questo punto dell'ordine del giorno. Il gruppo Lega voterà contro. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Allora, considerando che la delibera è un fatto puramente tecnico e quindi va a fare uno stato dell'arte sull'andamento del bilancio a 6 mesi, però, e quindi in linea di principio si potrebbe anche votare positivamente, però devo far tesoro di quello che è stato fatto nella presentazione del bilancio da parte di Forza Italia, e quindi che in buona sostanza i dati che va a catturare, diciamo così, questa delibera sono i dati del bilancio a cui noi abbiamo votato contrario, quindi il voto di Forza Italia sarà contrario. Grazie. Consigliere Posocco. Sì, come lista Tony Dare Sindaco, in accordo con i colleghi della Lega Nord e di Forza Italia, esprimerò un voto contrario. Grazie. Consigliere Costa. In merito al documento noi esprimeremo il parere favorevole, augurando anche al governo Renzi di mantenere tutto quello che ha fatto, che ha già fatto abbastanza, nonostante l'incertezza manifestata dal consigliere Fasan. Grazie. Allora metto in votazione la delibera, punto numero 4 all'ordine del giorno, esercizio finanziario 2015, verifica permanenza e equilibri generali di bilancio, con votazione palese. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Allora 4 contrari, 1 astenuto e 10 favorevoli. Tornano i totali a 15. Metto in votazione con analoga votazione la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 10 favorevoli, 4 contrari, 1 astenuto, come sopra, approvata. Passiamo al punto successivo. Sì, naturalmente ringrazio dottoressa Alvassore per i chiarimenti e anche le auguro buon lavoro assieme agli uffici. Siccome passiamo al punto numero 5, statale 51 di Alemagna, secondo stralcio, atto di indirizzo, prego l'architetto Wanda Antoniazzi di accomodarsi per una presentazione tecnica che abbiamo concordato, e do prima la parola al sindaco per la presentazione. Prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Anziché leggere tutto il deliberato che è già passato in commissione, è stato depositato agli atti ed è in possesso di tutti i consiglieri comunali, sintetizzo anche per il pubblico. Il titolo è variante statale 51 di Alemagna, secondo stralcio, atto di indirizzo. Allora, premesso che il Comune di Vittorio Veneto ha vede già in corso oggi un'opera relativa al primo stralcio della variante statale 51 di Alemagna dal Borgo La Sega fino a Rindola, che la pianificazione regionale e provinciale, oltre che quella locale, parla anche di un secondo stralcio, cioè di un'opera da concludere che parte da Rindola fino alla zona dell'ospedale. Questo atto di indirizzo, a cui è chiamato il Consiglio Comunale,
riguarda la realizzazione del secondo stralcio della variante alla statale 51 di Alemagna, Rindola Ospedale, ritenuto essenziale oltre che per il superamento del centro storico di Serravalle, che è un patrimonio monumentale, anche per risolvere il problema dell'accesso alla città e l'attraversamento di tutto il centro abitato di Vittorio Veneto, che è caratterizzato da una presenza capillare diffusa con funzioni urbane anche extracittadine. I colloqui che sono intervenuti in questo periodo con ANAS sono relativi ovviamente alla progettazione preliminare di questo secondo stralcio, per cui il Comune è chiamato a compartecipare alla fase prodromica alla progettazione, che sarà tutta a carico invece dell'ANAS. In cosa consiste? Ovviamente in indagini ambientali locali, indagini archeologiche e geognostiche preliminari appunto alla progettazione. Per fare un po' di cronistoria, visto che il consigliere Posoccolo aveva chiesto anche in sede di commissione consigliare, gli uffici hanno preparato una cronistoria relativa a quest'opera. Grazie. Buonasera. In seguito alla riunione della commissione consigliare abbiamo colto l'occasione di questo atto di indirizzo per riallineare e mettere in sequenza i diversi atti amministrativi, i piani regolatori e non solo, che dal 1954 hanno previsto la realizzazione di un superamento a est di Vittorio Veneto. Questo è il piano regolatore redatto dall'architetto Cagna del 1954 e si vede il tracciato percorso della tangenziale est è questo, che poi andava a ricongiungersi a San Giacomo, proprio in centro a San Giacomo. Nel 1954 ancora ovviamente non c'era la zona industriale. Passiamo al 1979, quando è stato redatto il piano regolatore generale, che era partito nel 1974 con l'architetto Cagna, e questo era il piano che aveva previsto la grande espansione urbana di Vittorio Veneto. In questa ipotesi la tangenziale est è una tangenziale che parte, questa è la strada della Vallata, interseca il centro abitato in diversi punti, a Serravalle, a Sant'Andrea, di nuovo a Sant'Andrea, in corrispondenza di via Vittorio Emanuele, a Costa, per poi interessare la zona dei Prati di Meschio e prevedere questo collegamento con il casello della 27. Questo è poi il piano regolatore adeguato alle modifiche d'ufficio redatto dall'architetto Astengo, che ripropone sostanzialmente il tracciato Cagna, e qui ci sono delle zoomate sui particolari di connessione. Questo è il collegamento in località Sant'Andrea, in corrispondenza di questa è via Borghel, di quel colle con il cipresso e recintato da muri che ancora adesso si presenta, e il successivo collegamento in corrispondenza di via Vittorio Emanuele. E quindi i collegamenti più a sud, questa è quella che diventerà la Celante Forlanini e questa è l'ipotesi di collegamento che attraversa il Meschio in corrispondenza della cartiera Galvani e occupa lo spazio della strada della lottizzazione di fronte all'emisfero, per poi arrivare a San Giacomo nella parte proprio estrema del territorio comunale con uno svincolo piuttosto articolato. Passiamo quindi al 95 con l'approvazione della variante di sintesi che
anche questo strumento urbanistico ripropone una tangenziale est che però ha due elementi di novità: il collegamento con la zona industriale a sud e la prosecuzione oltre Borgo La Sega a nord verso Savassa. Questa sarà la previsione che rimane nel nostro piano regolatore fino a un paio d'anni fa. Questi i particolari degli svincoli. Questo è lo svincolo di Borgo La Sega con la prosecuzione a nord, questo è lo svincolo di Rindola che si attesta su Via del Carso, e questo il collegamento con la strada statale 422 del Cansiglio in corrispondenza dell'ospedale, con il sovrappasso della strada e l'attestazione comunque sulla statale. Dopo la variante del 95 iniziano i progetti preliminare e poi definitivo relativi ai primi due stralci. Nel 99 viene siglato un accordo tra Comune e Regione per dar corso a questa progettazione. E in questa fase assumono forme diverse i collegamenti con la viabilità esistente. Inizia a cambiare sia come dimensione che come forma il collegamento previsto in località La Sega, inizia a ridimensionarsi la rotatoria di Rindola e cambia significativamente il rapporto con la 422 in corrispondenza dell'ospedale di Costa, dove è prevista fuori dal territorio del Comune di Vittorio Veneto una rotatoria di dimensioni piuttosto importanti. Arriviamo al 2002 con un'ulteriore definizione del progetto. Nel 2002 si abbandona l'ipotesi di proseguire oltre Borgo La Sega. Questa è la rotatoria di Rindola e questa quella dell'ospedale che si sta ridimensionando. Arriviamo al 2004, quando il Comune reitera il vincolo preordinato all'esproprio nel tracciato interessato dalla tangenziale est, e questo è il progetto definitivo che viene sottoposto all'esame della conferenza dei servizi nel 2005. È un progetto che riguarda primo e secondo stralcio, prevede questa rotatoria molto già ridimensionata in località La Sega, prevede la rotatoria di Rindola con un attraversamento di Via del Carso e una rotatoria per l'accesso all'Italcementi e un'attestazione semplice su Via Virgilio e una rotatoria in corrispondenza dell'ospedale. In seguito alla conferenza dei servizi vengono date delle prescrizioni, quindi questo progetto viene ulteriormente modificato e viene ridotto al solo primo stralcio, La Sega Rindola, viene tolta la rotatoria di accesso all'Italcementi e viene completamente abbandonato il ramo che va verso l'ospedale. Sulla base di questo progetto ANAS predispone un progetto definitivo di queste prescrizioni, ANAS predispone un progetto definitivo che viene messo a gara, relativo soltanto al primo stralcio e che rispetto al progetto che esce dalla conferenza dei servizi ha la rotatoria in corrispondenza di Via Petrarca. Questa rotatoria occupa lo spazio delle fasce di rispetto, quindi una rotatoria di dimensioni molto contenute. Il progetto messo a gara interseca in due punti il canale dell'Enel, che è questo elemento evidenziato in questa planimetria, e sottopassa Via del Carso. Nel 2010 la provincia di Treviso approva il proprio piano territoriale di coordinamento provinciale, recepisce il progetto in corso e
indica sotto forma ideogrammatica un attraversamento ad est del comune di Vittorio Veneto, tutto interno, seppur sotto forma appunto di ideogramma, al territorio del comune di Vittorio Veneto. Questo è il progetto esecutivo redatto dalle ditta che si è aggiudicata l'appalto integrato, dove si vede che rispetto al progetto messo a gara nel 2009 c'è una traslazione dell'asse della galleria che evita il canale dell'Enel, mentre il resto rimane inalterato. Questi sono i particolari del progetto esecutivo. Quella era la sega e questo è il tratto da Rindola a via Petrarca. Nel 2013 il Comune con la variante 55 recepisce questo progetto esecutivo e l'area indicata in rosso è il sedime occupato dal progetto. Come si vede chiaramente da questo disegno, questa era la previsione della variante di sintesi come estensione, questa era la previsione del 2005 uscita dalla conferenza dei servizi, questo è lo spazio occupato dall'attuale progetto in corso. Questa è la parte a nord in corrispondenza di Rindola, questa è tutta l'area vincolata dalla variante di sintesi con l'ipotesi di prosecuzione del secondo stralcio. Questa rotatoria che si vede sotto è l'adeguamento alla conferenza dei servizi del 2005, in rosso lo spazio occupato dal progetto in corso. Grazie, architetto Antoniazzi. A questo punto, che pregherei anche di rimanere un attimo per le eventuali osservazioni di carattere tecnico. Bene, quindi apro il dibattito e vedo che si è prenotato il consigliere Saracino. Prego. Sì, grazie. Dalla spiegazione fatta in modo molto essenziale ma chiara, si denota che dal 54, anno del primo progetto, si pensava al superamento verso ovest e dopodiché si vede che hanno fatto un'autostrada dalla parte opposta. Dopodiché la cosa che sono rimasto contento di averla vista in modo molto empirico è che dal 54 a oggi il progetto è soltanto accorciato, ridimensionato e questo va a sostenere la tesi che è un progetto inutile, perché un progetto che parte da una dimensione, basta che passino gli anni, viene sempre più rimpicciolito, aspettiamo 3-4 anni e non serve più. Quindi questa è una considerazione. Dopo io entrerei nel merito del contenuto della delibera e vorrei sottolineare, in base a cosa viene dato atto, che la realizzazione del primo stralcio dell'opera consente il superamento del centro storico di Serravalle, nel senso che l'attuale opera, così come progettata, prevede il passaggio di mezzi pesanti attualmente obbligati ad usare l'autostrada, convogliando tutto il traffico in centro città a fianco dei condomini di Vittorio Dua su una rotonda di poco più di 35 metri di diametro tra i due semafori dell'Italcementi e di Gennaro. Tutto questo senza che esista alcun progetto a lungo termine su Serravalle e sulla sua riqualificazione e rivitalizzazione. Un progetto al momento da 64 milioni di euro con un impatto ambientale devastante che già ad oggi sta causando evidenti danni agli abitanti lungo il cantiere, dal punto di vista economico, come gli evidenti danni strutturali ad alcune abitazioni, e della salute pubblica, in attesa dei problemi che nasceranno dal punto di vista dell'inquinamento acustico una volta che inizieranno i lavori veri e propri di scavo della galleria. Il tutto a fronte di flussi di traffico provenienti da nord verso Vittorio che a oggi sono gli stessi, se non addirittura minori, di quelli risalenti al 93. Tutto questo magari solo per evitare le code della domenica pomeriggio per le giornate fuori porti in estate, oppure per chiudere via dei Martiri la domenica del mercatino? Se questo è il vero problema del superamento di Serravalle, allora non è sicuramente con l'attuale progetto che si risolve, perché è un progetto sovradimensionato, anche negli anni attuali, in maniera spropositata, a fronte di un costo di 64 milioni e di danni ambientali irreparabili.
Tornando al tema della delibera, ovvero sia l'impegno per la realizzazione del secondo stralcio, prima vorrei ricordare come nel 2005 il secondo stralcio fu bocciato dalla sovrintendenza per l'elevato impatto ambientale e l'impatto su alcune strutture storiche interessate dal passaggio dell'opera. La sovrintendenza inoltre in quella sede sostenne come la richiesta del passaggio dei tubi dell'acquedotto avanzata dall'ex sindaco Scottà, all'epoca anche presidente del lato del Veneto orientale, potesse essere soddisfatta anche con un progetto autonomo e con un'altra soluzione, diversa da quella in sinergia con il progetto della variante della strada statale 51. Probabilmente i favorevoli a quest'opera ribatteranno come i pareri della sovrintendenza possono cambiare, cambiando il sovrintendente. Ricordiamo tutti come per approvare l'attuale bretella di Cendera fu sostituito il sovrintendente che la riteneva un'opera inutile e dopo un mese circa il nuovo sovrintendente approvò tutto. Ora, non conosco l'attuale sovrintendente o chi per esso dà parere ai progetti delle varie opere. Se nel 2005 il sovrintendente Monti, che con la scelta coraggiosa di bocciare il secondo stralcio cercò in qualche maniera di bloccare l'intera opera al fine di rivederne tutta la struttura e il tracciato, oggi ci troviamo di fronte ad una sovrintendenza che da una parte impedisce di realizzare gli archi di Piazza Meschio e dall'altra permette senza problemi all'ANAS di portare avanti un progetto esecutivo che prevede di passare con la galleria sotto il borgo storico di Borghel, di fatto mettendo a serio rischio crollo le abitazioni di 10 famiglie al momento lasciate ignare al loro tragico destino, case che se anche non crolleranno diverranno di fatto inabitabili con una galleria a poco più di 10 metri sotto i piedi. Detto questo, vorrei analizzare, dati alla mano, l'inutilità della realizzazione a est della tangenziale come la progetto Zuccolo del 2002, risalente come disposizione alla fine degli anni '80 e come proposta stasera a questo Consiglio. Il 21 febbraio 2015 le liste che rappresento hanno organizzato un incontro pubblico per illustrare uno studio sul confronto dei dati sui flussi di traffico relativi alla struttura della mobilità vittoriese a partire dai rilevi del 1993 fino ad oggi in diverse zone del territorio vittoriese. Le fonti di questi dati sono le seguenti: dati del progetto Zuccolo del 2002, dati dal volume Idee e progetti per la mobilità urbana e del 1994 realizzato dalla UAV, dati della provincia di Treviso, dati dei vigili di Vittorio Veneto del 2012 e dati dell'ITS del novembre 2014. Da questa analisi multitemporale si evince che nella zona nord della città il traffico è stato pressoché invariato dal 93 ad oggi. Nella zona sud, San Giacomo, in ingresso verso Vittorio c'è stato un aumento dal 93 al 2000 del circa il 27%, mentre dal 2000 ad oggi è rimasto invariato. Nella zona est, in ingresso ad Anzano, si può fare un vero confronto solo tra i dati di Zuccolo e quelli odierni, successivi alla realizzazione del viale del Cansiglio, ed è stimabile un aumento di circa il 29%. Sia nello studio dello IUVA che quello in Zuccolo si calcolava che il traffico di attraversamento rappresentava mediamente circa il 10% del totale. Nel cordone E01, veicoli provenienti da Anzano, dai dati ITS, nella sola ora di punta, si evince come la parte di traffico di attraversamento verso le zone nord, Savassa e Vallata, corrisponda a circa il 13% del totale. Il traffico di attraversamento per gli altri cordoni non si gioverebbe in alcun modo della tangenziale. Anzi, eccetto la zona C1 che è la strada di San Lorenzo, che ha un traffico irrisorio. Gli altri cordoni S01, via Sant'Antonio da Padova, via Pinto, via Grazioli, avrebbero molto più facilmente a disposizione l'autostrada, ancora più se attivata in modo gratuito. Inoltre, dall'analisi dei dati di Zuccolo si vede come il progetto di tangenziale est fosse stato pensato per sostenere flussi di traffico molto elevati. Le stime fatte nel 2010, nello scenario tendenziale, cioè nell'ipotesi che non ci fosse alcuna tangenziale, ipotizzava su via Marconi un flusso totale nell'ora di punta di circa 1748 veicoli. Abbiamo visto, invece, come i dati odierni siano rimasti invariati rispetto al 93 e nello specifico su via Marconi, dai dati dei vigili, si stimano che nell'ora di punta in ingresso ci sono 513 veicoli, in uscita 240 per un totale di 753 veicoli, quindi Zuccolo stimava nel 2010 1000 veicoli in più rispetto agli attuali riferiti al 2012. Poi il traffico da est che utilizzava la tangenziale è solo il 13% del totale, il 13%. Un utilizzo di poco maggiore in termini percentuali sarebbe da nord verso sud, sud-est-ovest per entrare in città. Abbiamo raggiunto i 7 minuti.
se vuole, se ha 30 secondi, altrimenti... Quindi, 30 secondi. Quindi dalla Vallata un 15%, dalla Valapesina un 16%. Le percentuale predominante è quindi quella del traffico di scambio entrate e uscente da il centro di città. La parola al consigliere Dus. Sì, prima una piccola premessa come operazione promemoria, perché ci si abitua troppo spesso in maniera troppo veloce alle cose buone, e tra le cose buone che questa amministrazione ha già fatto c'è la possibilità di vedere i consigli comunali in TV. E questo lo voglio ricordare anche perché adesso abbiamo appena visto una cronistoria dal 1954 ad oggi su un progetto che è molto discusso in città. Io non avevo mai avuto questa occasione di poter appunto vedere tutto il riassunto, e credo che adesso abbiamo dato la possibilità anche a molti cittadini di fare altrettanto. Come vorrei anche ricordare che abbiamo dato la possibilità in accordo in riunione di capogruppo di portare le interpellanze all'inizio, e nonostante il regolamento attualmente non lo preveda, credo che si debba dare atto a questa amministrazione come accolga sempre le richieste della minoranza. Mi chiedo se questo un tempo sarebbe potuto accadere. Ecco. E invece, entrando nel merito di quello che è l'oggetto, cioè la variante 51 Lemagna secondo stralcio, avrei un emendamento da sottoporre in merito sulle cadenze della motivazione, in particolare al punto 5. La proposta è la seguente: chiederei di sostituire un punto, appunto il punto 5, con un'altra proposta. Allora, il punto 5 dice: visti i contatti intrapresi dall'amministrazione comunale con ANAS per il completamento dell'opera, anche con la predisposizione di una bozza di accordo per la redazione del progetto del secondo stralcio della variante alla ASS 51 Lemagna, viene sostituito con: preso atto che per completare l'opera il sindaco ha intrapreso contatti con ANAS per la predisposizione di una bozza di accordo per la redazione del progetto del secondo stralcio della variante alla SS 51 di Alemagna. Grazie. Sì, mi permetto di aggiungere, grazie, mi permetto di aggiungere che abbiamo illustrato in conferenza di capigruppo, si tratta di una ridefinizione formale più corretta, anche dal punto di vista grammaticale, ma il concetto non cambia sostanzialmente. Prego, parola ai consiglieri. Consigliere Darè. Allora, siccome stiamo parlando di un secondo stralcio già bocciato dalla sovrintendenza, è possibile avere il testo con la quale la sovrintendenza ha detto di no quando l'amministrazione di Giancarlo Scottà aveva fatto la proposta? Mi ricollego a lei che diceva magari cambiando sovrintendente, cambiando sovrintendente, oppure io dico anche cambiando amministrazione il parere cambia. Parliamo sempre della sovrintendenza. Io vorrei capire cosa effettivamente, in maniera proprio, cioè il testo con il quale quell'opera è stata bocciata allora e quell'opera noi la stiamo riproponendo adesso. Grazie, mi permetto di aggiungere, cambiando anche progetto però. Sì. Fammi vedere cosa che la dita. Ok. La parola a chi si è prenotato, il consigliere Fasan. Prego. Grazie Presidente. Il gruppo Lega Nord è assolutamente favorevole al prolungamento della nuova viabilità che va a superare la stretta di Serravalle, salvaguardando il centro storico, portando il traffico lungo un asse stradale est verso la parte sud di Vittorio. È per questa ragione che l'amministrazione Scottà aveva realizzato un progetto di viabilità che partiva da Savassa, località La Sega, per raggiungere l'ospedale civile passando per Indora. Noi tutti conosciamo le difficoltà incontrate dal progetto che, scopriamo ora, condiviso anche dall'attuale amministrazione, e certamente non mi dilungherò su questo argomento, almeno in questo momento.
Come ho votato a favore 10 anni fa, certamente non farò mancare il mio voto favorevole anche questa volta, purché siano chiarite delle perplessità che mi sono sorte nella lettura del testo. All'attento lettore con qualche lustro di esperienza amministrativa alle spalle, non possono essere sfuggite delle lacune del testo che lasciano adito a delle preoccupanti interpretazioni che l'amministrazione non avrà alcuna difficoltà a fugare, visto che sono molto facili da chiarire e brevi da esporre. Per questa ragione propongo un emendamento al testo della variante statale 51 di Alemagna da sottoporre al voto consigliare. Niente di particolarmente eclatante, ma a garanzia del Consiglio stesso, e mi auguro troverà il consenso dei consiglieri. Se volete do letta dell'emendamento. Posso? A pagina 3, secondo capoverso, si modifica il testo in questo modo. Ritenuto necessario perseguire ulteriori obiettivi di interesse pubblico, oltre superamento serravalle quali l'amministrazione scrive convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali, e questa cosa a me non è particolarmente precisa, di sostituire con di permettere la circolazione attraverso l'asse stradale esterno lungo un asse stradale esterno, perché in sede di capogruppo abbiamo concordato anche questa piccola frase. Nella delibera, al punto 3, di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale, e questa credo sia la cosa più importante, e agli uffici competenti di assumere tutte le azioni necessarie per promuovere la realizzazione di tale opera, fatti salvi i necessari adempimenti consigliari. Io aggiungerei limitatamente il secondo stralcio della variante statale 51 di Alemagna, fermo restando la realizzazione dell'attuale progetto del primo stralcio. Che sia ben chiaro che questo atto di indirizzo dà la possibilità al sindaco, alla giunta e ai tecnici comunali di trattare il prolungamento e non adoperare questo credito per fare una variante sul primo stralcio. No, questo riguarda il secondo stralcio? Non mi è chiaro. Sinceramente non mi è chiaro. Questo riguarda il secondo stralcio. Va bene. E prima sulla conferenza di capigruppo avevamo parlato di circonvallazione est. Circonvallazione est che è sempre stata definita in questo modo in tutti questi anni. Vabbè. Comunque è comunque rafforzativo, su quello che lei ha appena detto. Magari vabbè. La parola, se vuoi, questa è la modifica fatta nel giorno di capigruppo, di permettere la circolazione stradale esterna lungo l'asse est della città, di sostituire l'indicazione convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali con di permettere la circolazione stradale esterna lungo asse est della città. Va esplicitato in maniera non credo che sia una cosa impossibile. Sì, non spetta a me rispondere, però si parla, allora l'oggetto è il traffico di attraversamento, cioè quindi qui c'è scritto che il traffico di attraversamento bisogna fare in modo che vada sulla tangenziale est, quindi convogliare è una parola consona, mi sembra che il concetto sia praticamente lo stesso. Cioè, se abbiamo deciso che quell'asse primo più secondo stralcio lo chiamatela asse est, superamento ad est, tangenziale est, è il concetto. Stiamo parlando tutti della stessa cosa. Io credo che sia importante, sia puntualizzato il tema di questo credito che diamo all'amministrazione. Noi diamo credito all'amministrazione, gli diamo mandato il sindaco e la giunta comunale di intraprendere tutte le azioni necessarie per la realizzazione di un'opera
viaria che sia la tangenziale est di Vittorio Veneto, null'altro credito. Che non salti fuori qualche altra novità, visto che diamo credito al sindaco. Noi diamo credito solo per fare quello. Grazie consigliere Fasan. La parola consigliere Botteon. Grazie Presidente. Allora, un paio di precisazioni. Una sull'intervento del consigliere Saracino. Permettimi Matteo, se posso darti il tu, di dubitare sul fatto che Monti abbia bocciato, il sovrintendente Monti abbia bocciato il secondo per bocciare il tutto. Ha bocciato il secondo per bocciare il secondo, altrimenti avrebbe bocciato il tutto, credo, anche perché ho sentito con le mie orecchie dallo stesso sovrintendente una motivazione diversa. Detto questo, cosa è stato bocciato? È stato bocciato il progetto del secondo stralcio. È chiaro che ci può essere un nuovo progetto. È stato bocciato il progetto precedente perché è troppo impattante dal punto di vista ambientale. Adesso non vorrei ricordare male, ma vi era una sopraelevata che andava a entrare dentro il Colle a Madonna Salute, decisamente impattante. Non mi ricordo l'altezza, quindi vabbè, ma come no. Prima di vederlo si fa l'atto di indirizzo, poi che si parte, però non è che poi penso già ci sia il progetto, insomma. Dei tempi ci vogliono, prima vi è l'atto di indirizzo che è quello che votiamo questa sera. Credo che il voto sia favorevole perché oltre per dare senso anche all'altro progetto, quello del primo stralcio, ma anche perché vi è un quartiere Vittorio Veneto che purtroppo viene sottovalutato, che è il quartiere, che è il quartiere di Costa. Il quartiere di Costa è una via che è via Dalmazia, che è una via trafficatissima e che è una via che comporta numerosi problemi, è molto pericolosa, non ha una ciclabile, è doppio senso di marcia, gran velocità di automezzi ed è un passaggio che fa soffrire tutto il quartiere. Vi è stato un recente incontro della Giunta che sta girando per tutti i quartieri di Vittorio Veneto con il quartiere di Costa Meschio e questo argomento, che era un argomento spesso centrale nei consigli di quartiere di Costa Meschio, è tornato fuori in maniera sicuramente prepotente. C'è forte un problema proprio di vivibilità e penso che il secondo stralcio, se arriverà a compimento, potrà ridare vivibilità a Via Dalmazia e a tutto il quartiere di Costa. Quindi per questo motivo sicuramente credo che ci esprimeremo a favore di questo secondo stralcio, mentre per quanto riguarda i dubbi del consigliere Fasan penso che non abbiano proprio ragione di essere, nel senso che qualsiasi variante al primo stralcio deve passare in Consiglio Comunale, se ho capito bene i dubbi. Grazie consigliere Botteon, la parola al consigliere Posocco. Sì, mi riallaccio a quello che ha appena detto il consigliere, il collega Botteon. Una domanda tecnica. Visto che si parla da un po' di una certa variante sul primo stralcio, con questo testo così com'è, l'amministrazione garantisce che l'eventuale variante viene comunque in Consiglio Comunale? Ecco, attendo una risposta, basta questo, grazie. Grazie. Consigliere Sant'Antonio. Sì. Volevo chiedere al sindaco finisci pure. No, ecco, volevo chiedere al sindaco se ci sono stati degli eventi consistenti o dei fatti in questo ultimo periodo che hanno fatto sì di accelerare, in buona sostanza, di portare in Consiglio Comunale una, se si possono evidentemente dire, una delibera di questo genere
per dare un atto di indirizzo e fare in modo che velocemente vengano date delle consegne in buona sostanza al sindaco per poter andare avanti col secondo stralcio. Relativamente invece all'emendamento del consigliere Fasan, io mi sento di appoggiarlo perché in buona sostanza rafforza il fatto che relativamente al primo stralcio tutto rimanga inalterato, quindi se non è un problema questo è solamente un rafforzativo ed è una garanzia che non ci siano altre variazioni al primo stralcio. Grazie. Grazie. Altri interventi? Non ci sono? Sì. Consigliere Saracino, secondo intervento. Ok, allora va bene, accettiamo la proposta del consigliere Posocco. Grazie Presidente. Riguardo gli interventi alle proposte di emendamento. Intanto ho sentito una disamina relativa a problemi veri o asseriti relativi al primo stralcio, ma qui anche il titolo dice in maniera molto chiara: variante statale 51 di Alemagna, secondo stralcio, atto di indirizzo, quindi si parla esclusivamente del secondo stralcio. È stato detto che cambiando la soprintendenza o cambiando l'amministrazione può cambiare tutto. Io direi cambiando il progetto può cambiare tutto. Lei era capogruppo, se non ricordo male, quando è stata fatta la conferenza Stato-Regione. Comunque anche a beneficio non solo suo ma di tutti leggo i passaggi più importanti relativi alla conferenza di cui lei ha chiesto. Il sovrintendente architetto Monti, replicando, afferma che ci sono due problemi da risolvere. Uno, lo scaricare i veicoli dal centro storico di Serravalle, proponendo di superare questa difficoltà effettuando il primo stralcio delle opere, scavando la galleria di Sant'Augusta. A tale riguardo ritiene che l'opera sia una delle più importanti della Regione Veneto. 2. Il far passare i veicoli anche dalla località di Rindola a quella dell'ospedale. A tale proposito asserisce che il secondo stralcio del progetto definitivo così com'è è inadatto per l'ambiente nella rotatoria di Rindola e nella zona nord dell'ospedale. E poi andando avanti, perché sennò non vorrei tediarvi, eccola qua, infine l'architetto Monti dichiara, in merito alla proposta del professor ingegner Zuccolo, che prevede di passare in trincea nel secondo stralcio nelle zone esterne alla Galleria della Madonna della Salute, che adottando la soluzione progettata non possa venire ripristinato il paesaggio dopo gli interventi e che comunque sarebbe un'ipotesi da verificare molto attentamente, richiedendo tale eventualità un certo tempo per la sua effettuazione, quindi di cambiare il relativo trattato di progetto. In definitiva, l'architetto Monti propone di eseguire per il momento solamente le opere del primo stralcio. Ecco, questo è testuale il contenuto. Sì, certo, è a sua disposizione, presumo che l'abbia già letta e la conosca anche bene, ma ovviamente ci mancherebbe un documento a sua completa disposizione. Per quanto riguarda i fatti esterni eventuali citati dal consigliere Sant'Antonio, beh, essenzialmente direi due. Non mi pare ci sia stata nessuna accelerazione perché era in programma. Diciamo che i fatti nuovi che sono emersi in quest'anno di amministrazione sono stati colloqui avuti con la Regione e con l'ANAS. La Regione ha posto il secondo stralcio al secondo posto nelle priorità regionali dopo la Galleria di Coltrondo, e l'ANAS ha comunicato che se, vista la posizione in cui era stata collocata anche dalla Regione quest'opera, fra l'altro inserita anche nel piano provinciale, si sarebbe spesa per il recepimento del finanziamento, se questi possono essere considerati fatti nuovi. Per quanto riguarda gli emendamenti
registro quello del consigliere Dus. Per quanto riguarda, che concordo, per quanto riguarda quello proposto dal consigliere Fasan, sono due in sostanza, giusto? Il primo lo trovo, forse si può aggiungere, diciamo, a quello che c'è, anche se francamente lo trovo pleonastico. Le spiego perché. Lei mi pare che insista nel porre l'accento sull'asse est, come se si potesse in realtà passare a ovest, cosa che è impossibile. Uno, perché non lo prevede il piano provinciale e quindi è impossibile farlo. Due, perché nel punto precedente, cioè nel deliberato, al punto 2, si dice di esprimere come atto indirizzo, eccetera, il parere favorevole alla realizzazione del secondo stralcio Rindola Ospedale. Ora, passare da Rindola all'Ospedale andando ad ovest della città lo trovo veramente impervio, se non impossibile, per cui francamente lo trovo pleonastico. Anche se vuole... Sì, ma siccome noi parliamo di attraversamento, l'intenzione è quella dell'amministrazione di dire chi vuole attraversare la città sta all'esterno, non va in centro. Punto. Per cui mi pare molto chiaro quello che c'è scritto al punto 1. Al limite possiamo aggiungere convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali lungo l'asse est. Se vuole possiamo aggiungerlo, ripeto, secondo me è un di più, però va bene. Per quanto riguarda invece il secondo emendamento, francamente la considero un piccolo trabocchetto, una polpetta avvelenata. No, le spiego anche perché, se permette le spiego anche perché. Uno, è incoerente la sua proposta con tutto il deliberato, perché l'ho detto fin dall'inizio, si parla di secondo stralcio e noi deliberiamo un atto di indirizzo relativo al secondo stralcio. Ora, inserire nel terzo punto, dare mandato al sindaco, alla giunta e agli uffici competenti di assumere tutte le azioni necessarie per promuovere la realizzazione di tale opera, ripeto il secondo, fatti salvi i necessari adempimenti consigliari, limitatamente al secondo stralcio. Il terzo non c'è, per cui è chiaro che limitatamente al secondo non serve, fermo restando la realizzazione dell'attuale progetto del primo stralcio. Noi parliamo del secondo stralcio. Il primo stralcio non è citato nel deliberato perché ha tutt'altra strada. Allora, se questo significa cercare di fare dei giochetti per dire se non inserite quello io non voto l'atto di indirizzo, liberissimo di farlo, ma credo sia un gioco sufficientemente scoperto. Noi stiamo andando avanti con il secondo stralcio perché riteniamo che solo l'opera completa possa dare quei risultati e sia necessaria alla città. Per cui questa seconda, se vogliamo considerarli due emendamenti, questo suo secondo emendamento lo trovo inaccettabile. Grazie. La parola al consigliere Dus. Sì, no, a questo punto solo un chiarimento su quello che è il primo emendamento proposto da Fasan, qual è la formula finale, perché il consigliere Fasan era arrivato in conferenza di capogruppo con una proposta di emendamento che prevedeva la circumnavigazione. No, beh, dopo era stata modificata come nell'ultima lettura. Se manteniamo oppure... Però il sindaco ha proposto di unificare e adesso sentiremo da Fasan se intende accettare, cioè unire i due, insomma. No, non si sente Fasan. Ma aspetta, no, Fasan, no, un attimo, rispettiamo l'ordine. Presidente, chiedo scusa, posso? Perché mi sono dimenticato una risposta di cui attendeva. Sì. Prego, signor Sindaco. Per quanto riguarda il primo stralcio, ogni variante che dovesse fare ovviamente non può che non passare in Consiglio Comunale. No, deve essere votata. Certo. Chiaro. Qua parliamo, ripeto, sì, allora io spero di partendo dal, ripeto, io riparto dal titolo secondo stralcio,
atto di indirizzo. Noi parliamo del secondo stralcio, da Rindola all'ospedale. Punto. Secondo stralcio è un atto di indirizzo relativo esclusivamente al secondo stralcio. Seguiamo l'ordine. Quindi, consigliere Carnellos. Sì, a dire la verità il mio intervento sarà più breve di quello previsto perché l'intervento del sindaco ha fugato qualche dubbio che l'intervento di Saracino poteva indurre a credere. Difatti, tirando per la giacca il compianto Monti per far dire cose che Monti non ha detto, per fortuna c'è il testo chiarissimo che il sindaco ha letto, dal quale si evidenzia, uno, l'architetto Monti aveva ritenuto ineccepibile il primo stralcio. Quindi qualsiasi altra affermazione è strumentale e non vera. Seconda affermazione, l'architetto Monti ha detto di no al secondo stralcio e al progetto che ovviamente in quel momento alla sovrintendenza era stato sottoposto. Fra l'altro lo spiega in maniera chiara, troppo impattante il progetto che gli era stato sottoposto. È indubbio, qui credo che non ci nascondiamo dietro un dito, è indubbio che probabilmente se il progetto sarà uguale avrà la stessa risposta. Ovvio che immagino che chi predisporrà il secondo stralcio farà in modo che quegli aspetti impattanti non esistano più. Terza questione, ed è sotto questo profilo la ragione per cui oggi c'è questo punto all'ordine del giorno, e cioè un solo primo stralcio è una cosa monca, e quindi è indubbio che debba necessariamente trovare una sua conclusione. E sotto questo aspetto, fra l'altro, credo che questo sia anche un atto dovuto, posto che a livello regionale, anche questo di la verità l'ha già detto il sindaco, la regione lo ha posto al secondo posto fra i progetti urgenti e finanziari. Per cui credo, se gli atti hanno un senso, di provare a correre su questo treno, sperando che non passino, qualcuno diceva l'architetto Antoniazzi, dal 54 siamo nel 2015, credo che una certa fretta ci vorrebbe, a meno che, e qui a dir la verità, a pensar male si fa peccato ma ci si indovina, evidentemente l'intervento di Saracino nasconde un qualcos'altro, semplice, non serve fare assolutamente niente. Questo è l'aspetto, ma è legittimo, in politica le posizioni si esprimono in maniera chiara, ma bisogna dirlo sempre prima, non alternative. Sì, ma sì, vedremo, intanto e dopo no. In politica i nodi vengono sempre al pettine e per fortuna ad un certo punto il re è nudo. E allora è evidente, consigliere Saracino, che non ho apprezzato l'intervento, proprio perché c'era un non detto. Ma perché non dirlo subito, in maniera chiara? Benissimo, l'ho detto adesso, meglio tardi che mai. Tutti noi ne abbiamo contezza, lo registriamo, rispettiamo la sua opinione, ma è evidente che per lei il traforo è come
quella commedia tutta la vita aspettando Godot. No, noi non vogliamo tutta la vita aspettare Godot. Abbiamo aspettato dal 54 e speriamo, ovvio, perché poi ci sarà il problema del finanziamento, di poter dire a un certo punto basta con la telenovela. A un certo punto le cose bisogna concludere, anche perché amministrare non è chiacchierare, amministrare non è va ben sì ma vedremo, amministrare è prendersi il pesante fardello di portare la croce dell'amministrare. Quando non si amministra o quando si pensa di dispensare consigli a destra e a manca senza prendere responsabilità, prima o dopo le cose si pagano. Ripeto, Varoufakis insegna. Grazie. Grazie, consigliere Carnellos. La parola al consigliere Darè. Prego. Posso? Prego. No, è solo per avere delle garanzie da parte del sindaco. Allora, premesso che se il progetto era stato portato ancora ai tempi di Monti, poi bocciato, abbiamo chiesto anche il perché di questo. È chiaro che c'è un progetto alternativo, o quantomeno un'idea c'è, o una bozza, o un qualcosa. Noi siamo perplessi solo per una cosa, siccome abbiamo visto una variante che è relativa al primo stralcio, che è quella che anziché continuare su quello che è il progetto attuale, dove i ricorrenti hanno fatto ricorsi e quant'altro, noi vogliamo avere delle garanzie che non si entra nel campus scolastico con quella variante. Sul secondo stralcio noi glielo votiamo subito. Lei ci dia delle garanzie che arriva in consiglio comunale, casomai se poi la maggioranza decide di entrare nel campo scolastico, benissimo, la maggioranza decide, in democrazia è sempre successo così. Lei ci dia queste garanzie e noi questo progetto del secondo stralcio glielo votiamo. Lei porta in consiglio comunale un'eventuale variante, se lei fa la variante all'interno, io so che nella provincia non avete ancora il parere favorevole, perché ricordo che il campus è della provincia, perché credo che rispettare tutta quell'area, diciamo, scolastica, entrando solo e intaccandola solo a parte a nord, sia molto più importante che entrare nel mezzo delle scuole, anche perché credo sia un punto di riferimento della città, ma soprattutto per il futuro della nostra città. Lei ci dia queste garanzie e noi votiamo subito questa cosa, gliela votiamo subito. Consigliere Saracino, secondo intervento? Sì, grazie. Facciamo il secondo giro allora? Ma allora diamo la parola al consigliere Saracino per il secondo, prego. Grazie, mi fa sorridere le problematiche che solleva Carnellos e Adriano Botteon perché vedono in malafede quello che dico. Io ho imparato durante la mia formazione a dire cose certe, quindi quando dico che Monti in una conferenza pubblica al Patronato Costantini nel 2009 dice certe cose, lo dico perché sono registrate, ma a parte quello va bene fare un po' di polemica inutile. Dopodiché sentire Adriano Botteon che dice il secondo stralcio per dare vivibilità a Costa quando si parla di tirare via un 10% del flusso del traffico mi sembra una presa in giro per i cittadini. Dopodiché risponderò un po' così, un po' a spanne perché inutile stare a fare polemiche inutili. Io ho letto dei dati che sono tutti dati, sono numeri, non li ho interpretati io, ma l'ha fatto l'ultimo studio del flusso del traffico e quelli precedenti, quindi i dati che dico 10-13% sono dati certi, quindi io non voglio arrampicarmi scuse inutili, parlo con i numeri perché i numeri non hanno mai torto. Dopodiché sentire Darè che dice voteremo lo stralcio se non passa nel campus, gli ricordo che anche la sua variante passa nel campus, questo è un po' più in là.
No, vado a vedere. No. L'ho visto, per quello le parlo. Se vuoi lo tiriamo fuori adesso. No, passa nel parcheggio del campus. Non fuori microfono, grazie. Bene. Dopodiché voglio ricordare che si parla di secondo stralcio quando il primo al 7-8% e con la sentenza del TAR non c'è ancora un'uscita, quindi non c'è certezza che venga finito. Quindi io parlo con dati certi, se volete fare polemiche facciamole, ma non penso che sia questo il caso, perché qua siamo per dare risposte ai cittadini e non far tante parole con poca sostanza. Io ho dei numeri, se qualcuno vuole criticarli li legga e poi ne parli, ma parlare così senza averli letti, sono tutti depositati in comune, basta fare un accesso agli atti, si leggono tutti i dati, si parla di uno sgravio del 10-13% del flusso delle macchine. Tra l'altro anche Zuccolo dice lo stesso, che con questa variante si porterà il traffico pesante in città, quindi se questa opera è migliorativa lo lascio la sentenza ai cittadini. Dopodiché mi si viene a dire di salvare Serravalle, ma su Serravalle chiedo al sindaco se c'è un progetto di rilancio e potenziamento, visto che se non c'è un progetto è un po' duro andare avanti con stralci su stralci senza sapere cosa si farà da grandi. Grazie. Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi, quindi... Sì, Posocco, ha ragione. Vogliamo chiarire l'aspetto dell'emendamento? Sì, la mia è una proposta perché voto come i consiglieri, non è che decida io l'emendamento. Vabbè, allora proponga lei il suo emendamento e vediamo se passa, nessun problema. Quindi lei propone di permettere la circolazione stradale esterna lungo l'asse est della città, anziché convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali. Prego? Ma lei non deve bene quello che dice me. E così di chi? Sì, ma parlavo di due emendamenti. Limitatamente. Ne c'è il primo. No, rinuncia. Io non rinuncio a niente. Siete voi? Siccome il sindaco pensava, credo. Va bene. Ma l'emendamento va votato nel suo insieme, non credo, voce per voce? Due emendamenti. Ah, va bene. Va bene, votiamo, facciamo due votazioni. Da votare uno alla volta. Va bene. Va bene, ora niente. A me pare molto di consenso quello che ha detto il consigliere Darè sul discorso che è assolutamente necessario e serve. Il consigliere Darè è sempre pieno di buonsenso, ma forse non ha letto quello che volevo dire io. Non è, vabbè, dai. È una cosa collaborativa. Quello che dirò io è la garanzia dei consiglieri comunali che alzano la mano. Ma credo, pertanto credo che sia giusto informarli. L'emendamento va a tutelare quello che ho detto, ma penso che quello che ha detto Saracino, che sia nella sua posizione. Che rispettiamo, che è quella che è contraria all'opera. Noi siamo favorevoli all'opera, eravamo favorevoli anche a quella di Monti, che Monti ha bocciato, tanto per capirci. Vogliamo solo quella garanzia, non chiediamo altro. Anche perché la Regione con Zaia l'ha messa sul punto 2 delle opere pubbliche e tra l'altro stiamo andando avanti, stiamo cercando di andare avanti naturalmente per recepire quelle che sono le cose più importanti, ovvero i finanziamenti, perché poi alla fine ne parliamo, facciamo progetti e rimangono sulla carta. No. È che effettivamente, siccome qui parliamo del secondo stagio, tutto sommato è ridondante. Se abbiamo un dubbio, toglietelo, tirenio via, toglietelo, lo votiamo, lo votiamo. Costruite assieme questo emendamento, lo costruite assieme. Scusi Presidente, fermi 5 minuti il Consiglio, costruiamo questo emendamento, lo costruiamo assieme, maggioranza e minoranza, e lo portiamo. Che non va a cambiare assolutamente niente su quello che è la finalità di questo punto dell'ordine del giorno. Consigliere, accetto la sua proposta, però c'è già una proposta da parte del sindaco, prego. Se va bene, convogliare il punto 1
convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali, aggiungendo lungo l'asse est. Va bene. Le va bene? Bon. E questo lungo l'asse est della città, sì. Punto. Chiamiamolo asse est. Scritto lungo l'asse est della città. Punto. E questo, prego? Di attraversamento, è italiano, convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali lungo l'asse est della città, punto. Mi pare... Credo che questa precisazione... questo è un emendamento, se va bene. Ok? Punto. No, prima chiariamo. Prego. Se questo va bene, Prima è chiariamo. uno, perché no, l'avevo illustrato solo perché è leggermente difforme da quella che era la sua proposta, mentre gli altri due, quello presentato mi pare dal consigliere Dus e il secondo suo, credo voi vogliate presentarli così come sono, presumo. Non credo siano emendabili ulteriormente. No, per me è quindi quello che in votazione. Allora, sospensione di 5 minuti vuol dire 5 minuti, in 5 minuti si fanno tante cose, cerchiamo di rispettare i tempi, sospendiamo 5 minuti, d'accordo. Consiglieri. Consiglieri, allora riprendiamo il Consiglio. Allora, io direi di affidare al Sindaco il compito di riassumere quello che è stato. Allora, sintesi, prego. Abbiamo 3 emendamenti. Il primo proposto dal consigliere Dus, che dice al punto in cui c'è preso atto, no, considerato visti. Chiedo scusa, 2 punti prima del delibera. Sì. Preso atto, quindi si toglie visti fino alle Magna e si propone preso atto che per completare l'opera il sindaco ha intrapreso contatti con ANAS per la predisposizione di una bozza di accordo per la redazione del progetto del secondo stralcio della variante alla statale 51 di Alemagna. Okay. Bene, 1. 2. Il secondo emendamento è proposto dal consigliere Fasan, emendato diciamo, e quindi al punto della delibera 1, prima del deliberato, dopo dove c'è il ritenuto, quindi a pagina 3, ritenuto necessario proseguire ulteriori obiettivi di interesse pubblico oltre il superamento del centro storico di Serralli, quali 2 punti, convogliare tutto il traffico di attraversamento all'esterno delle aree centrali lungo l'asse est della città. Bene. Il terzo emendamento concordato riguarda il punto 3 del deliberato, che così dovrebbe recitare: di dare mandato al sindaco, alla giunta comunale e agli uffici competenti di assumere tutte le azioni necessarie per promuovere esclusivamente la realizzazione del secondo stralcio, virgola, fatti salvi i necessari adempimenti consiliari. Allora, se siamo tutti d'accordo con questi qua, il Presidente può metterli in votazione, il primo, il secondo e il terzo. Allora, li mettiamo in votazione in successione, nell'ordine in cui sono state presentati. Quindi, emendamento proposto dal consigliere Dus, favorevoli, contrari, astenuti. Allora, 14 favorevoli, 1 astenuto. Emendamento proposto... Contrario. Un contrario, nessun astenuto.
14 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto. L'emendamento viene approvato. Secondo emendamento proposto, il primo proposto dal consigliere Fasan, emendato nella proposta che ha appena letto il sindaco. Metto in votazione favorevoli, contrari, astenuti. 14 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto. Emendamento numero secondo di Fasan, numero 3, così come modificato e appena letto dal sindaco, dopo la pausa. Metto in votazione favorevoli, contrari, astenuti. 14 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto. A questo punto metto in votazione la delibera emendata con i 3 emendamenti. Dichiarazione di voto, giustamente consigliere Posocco. Prego. Sì, ringrazio, accolgo gli emendamenti, il voto della lista Toni Darra e Sindaco sarà favorevole. Grazie. Consigliere Dus. Sì, anch'io colgo l'occasione per ringraziare del voti favorevoli sugli emendamenti e il voto del Partito Democratico è favorevole. Grazie. Consigliere Saracino. Sì, qua sono tutti favorevoli a votare un qualcosa che non è ancora finanziato, quindi inutile perché drena solo il 10% del traffico, quindi contrario. Grazie. Consigliere Costa. Il voto è favorevole per questo provvedimento con l'auspicio che l'attuazione di questo secondo stralcio possa portare a riconsiderare il tratto Rindola via Virgilio. Grazie. Grazie. Consigliere Fasan. Beh, il mio voto sarà favorevole al 51%, perché non sono ancora sicuramente convinto di quello che sto per votare. Chiedo scusa. Anche perché si parla di atto di indirizzo, non c'è nemmeno un progetto, non ci sono espropri. Di cosa stiamo parlando? È proprio questo. È proprio questo. Se c'è una paga sulle spalle a dare il sindaco la diamo bella e forte, che vada avanti. Grazie. Grazie consigliere Fasan. A questo punto metto in votazione la delibera emendata. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 14 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto. Metto con analoga votazione, metto in votazione la immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 14 favorevoli, 1 contrario, nessun astenuto, quindi anche l'immediata eseguibilità è approvata. Bene, grazie a tutti per quelli che hanno dato il proprio apporto e collaborato a questa delibera. Grazie. No, aspetta. Ah sì. Grazie. Punto numero 6 e ultimo all'ordine del giorno. Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo. Adesione. La parola all'assessore Denardi per l'illustrazione della delibera. La delibera che è sottoposta all'attenzione del Consiglio questa sera è quella di adesione al manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo, promosso da Terre di Mezzo e Scuola di Buone Pratiche e già adottato dalla conferenza dei sindaci dell'U7 e quindi anche di fatto dal Comune di Vittorio Veneto. Il manifesto mira a modificare la normativa attuale nel senso di ottenere un maggiore potere dei comuni nella decisione sulla distribuzione e collocazione delle sale da gioco e nella modifica sempre della normativa vigente in modo da dare un maggior potere di controllo ai comuni sulla diffusione degli strumenti di gioco d'azzardo, oltre alla richiesta di approvazione di una legge nazionale che riduca
l'offerta di gioco d'azzardo e renda più difficoltoso l'accesso soprattutto ai minori alle slot machine e agli altri giochi che possono portare alla sindrome di gioco d'azzardo patologico, che è in deciso aumento anche nei nostri territori. Nel 2013 nel centro dell'U7 che si occupa appunto di queste patologie si sono rivolte 50 persone tra i 23 e i 77 anni. Se non ci sono interventi, credo che siamo veramente tutti d'accordo, c'è un intervento del consigliere Saracino. No, dichiarazione di voto. Dichiarazione di voto. No, io vorrei ringraziare il Movimento 5 Stelle Vittorio Veneto che ha proposto di aderire a questo progetto al Comune, quindi mi sembra doveroso ringraziare chi ha portato avanti questa iniziativa, anche se non è in Consiglio Comunale, quindi farei un plauso a loro che si sono mossi per questo e la voterò favorevole. Grazie. Grazie consigliere. Silvano, posso? Prego. Consigliere Saracino, come già detto, il Comune di Vittorio Veneto ha già aderito nel marzo del 2015 attraverso la conferenza dei sindaci. Questa è una seconda approvazione. Sì, ma forse non si ricorda le lettere che hanno mandato e non hanno avuto risposta all'epoca al Movimento 5 Stelle. Quindi... già approvato. Ma no, va bene. Va bene, siamo tutti perché non avete d'accordo. risposto. Vedo che non ci sono altre dichiarazioni di voto, quindi do per letta la delibera e metto in votazione allora l'adesione. Punto numero 6 all'ordine del giorno. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Quindi 15 voti favorevoli, unanimità. Grazie e buonanotte. E arrivederci probabilmente a settembre.